Adriatico giunse nel 2012 dal confine francese attraverso la Liguria, per estendersi poi nel volgere di pochi anni in Piemonte e quindi in Toscana. La vespa venetina fu segnalata in Veneto a Bergantino, in provincia di Rovigo, nel 2010, poi ancora in quel di Milano e Veneziano il 17 novembre dello scorso anno. Siamo davanti a una specie invasiva pericolosissima, non solo per le api domestiche, ma che sono appunto che a costituire la fonte proteica della loro dieta. Il calabrone asiatico infatti è preda anche diverse specie di api selvatiche e vespe, ma anche mosche, zanzare e altri insetti. Tutto questo ha un impatto fortissimo sui delicati equilibri ambientali, che già subiscono forti pressioni. E, come sempre, noi non possiamo pensare di non essere coinvolti. Il calabrone asiatico è faccenda che non riguarda esclusivamente gli apicoltori, riguarda tutti, perché noi tutti dobbiamo sentirci responsabili della difesa dell'ambiente e dei suoi equilibri. La risposta che già nel 2016 dettero gli apicoltori veneti fu importante, perché dette sostanza all'attività di monitoraggio e controllo del territorio che impedì l'espansione della velutina. Oggi si ripropone il problema nel monitoraggio, quindi della collaborazione degli apicoltori per la predisposizione di trappole e il loro controllo e la segnalazione alle autorità competenti di eventuali anomalie. L'ente pubblico invece deve anche intensificare i controlli, non solo nei pressi degli apiari, ma soprattutto nelle zone boschive poco frequentate, di casolari disabitati, predisporre interventi di bonifica, sostenere una forte campagna di informazione e coinvolgimento anche dell'opinione pubblica. Le regioni, che già nel decennio scorso svolsero un ruolo attivo, devono mobilitarsi con adeguati piani di intervento e lo stesso Ministero dell'Agricoltura deve intervenire in maniera adeguata. Nel sito del Ministero dell'Agricoltura, la voce calabrone asiatico, il testo più recente risale al 2019, forse è il caso di darsi una mossa. Ho parlato fin troppo, vi assicuro una cosa, di certo nel sottoscritto nella Regione Veneto troverete interlocutori al vostro fianco e quindi buon convegno, buona giornata di lavoro e poi anche avere i risultati di questa giornata ci sarà utile. Grazie ancora. Grazie Presidente. Questo tema ce lo raccontano anche le esperienze della Liguria e della Toscana in tanti modi, anche nei rapporti istituzionali con i vigili del fuoco, che dovrebbero collaborare con gli apicoltori nella ricerca dei nidi, e di solito è uno dei temi un po' più controversi, perché questo insetto nidifica ad altezze difficilmente raggiungibili dagli apicoltori, se non appunto con l'ausilio dei vigili del fuoco. Se la Regione ci darà anche una mano su questo, grazie. Presidente Del Colle, un saluto e poi Scattolino. Vediamo, si sente? Si sente. Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto grazie Presidente Menidio per l'idea di partire con questo convegno estendendolo ad altre associazioni. Allora, è evidente che di fronte all'emergenza, facciamo una premessa, in Veneto, per chi non è Veneto, ci sono 12-13 associazioni, 14, poi ogni tanto ne nasce una nuova perché c'è sempre qualcuno che non riesce a rinunciare ad avere l'associazione nella propria bottega. E quindi è evidente che di fronte all'emergenza molti di noi avrebbero pensato di organizzare qualche altra. Ora, vedendo i personaggi che Meridio ha invitato oggi per informarci, è evidente che questi personaggi difficilmente sarebbero intervenuti oggi a Padova, domani a Treviso, domani a Belluno, poi a Rovigo, poi a Vicenza, poi a Verona. Cioè, questa è un'occasione appunto per uniformare, per rendere di fronte a questo uditorio una autorevole presentazione del rischio che corriamo. Prima il Presidente Ciambelli ha fatto cenno alla precedente esperienza e grazie alla Regione e all'intervento del Dottor Montinelli con le organizzazioni apistiche del territorio, abbiamo iniziato un programma di monitoraggio.
Io oggi ringrazio quindi chi ha organizzato, ringrazio i relatori ovviamente, ma ringrazio anche tutti voi che siete presenti, perché ognuno di noi sa di avere intorno altri colleghi apicoltori altrettanto desiderosi di prevedere azioni di monitoraggio e di prevenzione del problema che speriamo succeda come 6-7 anni fa, ma che prima o poi insomma ci capiterà tra le tante disgrazie. Quindi di nuovo complimenti e mi vado a sedere per ascoltare e prendere nota. Grazie. Ringrazio la partecipazione. Oggi non vedo etichette qua in sala e è quello importante che con il Presidente Meridio e con Stefano in questi mesi in cui ho preso in mano la gestione di Apimarca ci si confronta rispetto al problema apicoltura a 360 gradi senza avere appunto io sono di Apimarca, io sono di apicoltore, eccetera, eccetera, come ha ribadito Stefano. Ecco. Quindi il problema mi riparte dall'idea quando è esplosa purtroppo la varroa. Quindi realmente questo è un problema che va visionato, monitorato da tutti, quindi magari a 1 chilometro c'ho l'apicoltore iscritto con un'altra associazione e magari sto zitto, come è successo, e non si monitora la zona, ma vengono fuori i problemi dopo mesi. Ecco. Come Apimarca noi nel territorio dove ci sono stati i rilievi abbiamo quasi 700-800 alveari con relativi apicoltori, per cui per noi è un grosso problema e saremo in primis a essere presenti. Abbiamo poi il vicepresidente qua, che è il nostro vicepresidente Lorenzoni, che anche lui Gio Rovigo, chiaramente anche là è esplosa in passato e sarà anche lui parte importante per la gestione. Quindi è un problema di tutti, è per quello che ci siamo messi più tre. Non vedo altri presidenti, realmente altre associazioni possono essere coinvolte su questa cosa, ma dobbiamo collaborare perché non è una cosa di un'associazione o di un'altra. Quindi buon convegno e vi ringrazio. Grazie a te. Finita la parte iniziale, iniziamo sul tema. Dobbiamo... Grazie. Io darei la parola subito al dottore o alla dottoressa, come vi siete divisi. Benissimo. Prego, se anche gli altri relatori vogliono salire sul tavolo, basta che lasciamo lo spazio, ma se ce ne sono degli Stefano, dottor Mutinelli, io mi sposto perché sennò sono in mezzo. Buongiorno a tutte e tutti, io vi ringrazio molto per questo invito, per questa organizzazione. Sì, credo che sia importante che queste informazioni circolino il più possibile, quindi ben venga insomma la partecipazione a questo tipo di incontri. Io vi parlerò un po' in generale di Vespa velutina, però come vedete tra parentesi anche di Vespa orientalis. Non è una specie che per il momento riguarda il vostro territorio, però credo che sia importante essere allertati anche su questa specie, poi vi spiegherò per quale motivo. Partiamo però da Vespa velutina. Allora, Vespa velutina è una specie di calabrone originario del sud-est asiatico, dove in quelle zone è presente con numerose sottospecie. Tra queste però in particolare una sottospecie, la Nigritorax, quella che vedete in alto, ha mostrato questa attitudine diciamo invasiva, per cui è arrivata già nel 2003 in Corea del Sud e poi con questo salto di continente è arrivata in Europa nel 2004, in Francia, nel distretto di Bordeaux. E da lì ha cominciato ad espandersi in maniera abbastanza incontrollata. Questo perché diciamo, la modalità con cui queste specie si spostano sono di due tipi, cioè una è uno spostamento attivo
che è quello che riguarda le regine e i maschi che escono dal nido e vanno a cercare nuovi territori, e si tratta comunque di movimenti abbastanza ingenti, sono stati diciamo misurati in anche 100 km all'anno. Uno spostamento passivo invece è imprevedibile, cioè è quel che avviene quando viene trasportata una regina all'interno di manufatti, come è successo appunto al momento dell'arrivo di Vespa velutina in Europa, probabilmente trasportata nel lame per bonsai. Approfitto di questa slide per iniziare a introdurre anche un po' il tema legato agli altri calabroni. Attualmente in Europa sono presenti queste tre specie, appunto Vespa crabro, che è autoctona, occupa tutta la zona che vedete gialla, in più in sovrapposizione con Vespa orientalis, quella a righe gialle e rosse. Vespa orientalis invece è un altro calabrone che è autoctono del diciamo, bacino del Mediterraneo per quanto riguarda l'Europa, e in Italia era presente solamente in Sud Italia. E poi abbiamo ovviamente Vespa velutina, che è la nuova. Questa mappa mostra più o meno le stesse cose, quindi le varie aree di sovrapposizione dei tre calabroni, con Vespa crabro che occupa appunto la parte più settentrionale, Vespa orientalis quella più meridionale, Vespa velutina che arriva da ovest. Che cosa avviene oggi in Italia? In Italia avviene che appunto Vespa velutina ha cominciato a discendere lungo la penisola, vedete sono diciamo il colore verde, e con puntate anche in alcune parti, tra cui appunto purtroppo il Veneto. Vespa crabro è presente in tutta la penisola e Vespa orientalis era presente solo dalla Campania in giù. Solo che questi tre calabroni, possiamo parlare anche di Vespa crabro, si stanno spostando, oltre ad aver incrementato, soprattutto nell'ultimo anno, le loro popolazioni in maniera abbastanza notevole e vistosa, perché quest'anno abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni sia da cittadini sia da apicoltori di un aumento di popolazione, di un aumento di aggressività anche nei confronti delle api. Vespa orientalis si sta spostando verso nord, questo è abbastanza chiaro e ve lo mostrerò. Vespa crabro è già presente dappertutto, però è stata trovata anche in Sardegna, dove non veniva segnalata da molti anni e quindi non era considerata più presente nell'isola. Oltre al fatto che anche Vespa orientale è stata segnalata in Sardegna. Tornando a Vespa velutina, dall'arrivo nel 2004 ha cominciato ad espandersi abbastanza velocemente e oggi occupa l'intera Francia, il nord della Spagna e del Portogallo. In Italia vi mostrerò successivamente, poi ha raggiunto anche la Gran Bretagna, il Belgio, la Svizzera, la Germania, in maniera non così persistente come in Francia e in Spagna, però comunque con popolazioni che cominciano, con focolai che si sono abbastanza stabiliti. E per quanto riguarda la situazione in Italia, attualmente occupa quasi tutta la Liguria, anche se le due zone più colpite sono quella del Ponente e del Levante, mentre le due province centrali di Genova e Savona sono un po' meno colpite. E poi vedete nella mappa tutte queste icone sparse in giro, sono i focolai che si sono rivelati negli anni e più o meno hanno dato origine a popolazioni, ora lo vedremo. Nel nord-est Italia i focolai sono risultati abbastanza persistenti. A sinistra vedete il primo, quello dal appunto 2012-2013, ed è continuato, li ho scritto fino al 2019, nel senso che non abbiamo quasi più notizie da lì perché è considerata una zona completamente invasa, quindi non ci arrivano nemmeno più segnalazioni alla nostra piattaforma Stato Velutina, ogni tanto ne arriva qualcuna. Invece più a destra, nella parte del Levante, vedete il focolaio che è partito dalla Spezia e poi sta scendendo lungo la Toscana. Di questo vi parlerà meglio Stefano Fenucci, che purtroppo per lui proprio in quelle zone calde e al centro di questo focolaio che purtroppo si è sviluppato in tempi brevissimi. Io vi ricordo la prima volta che ci chiamò per alcune velutine segnalate in un mercato del pesce, e da lì adesso siamo arrivati a, non so,
forse centinaia di nidi in quella zona. Quindi sta scendendo dal 2022 anche lungo la Toscana, colpito già diverse province, e invece più in alto vedete alcuni focolai isolati o alcuni ritrovamenti isolati più o meno recenti. Di questo volevo parlarvi, perché è comunque un caso un po' particolare, che già nel 2016-2017, addirittura nel 2014 vennero segnalate alcuni adulti nel sud del Piemonte e a Torino, però da lì non si è più avuto nessuna notizia. Lo stesso per il focolaio di Bergantino, di questo penso che parlerà il dottor Mutinelli, che comunque appunto sembra apparentemente sparito, e l'ultimo, quello del 2020-2021, tra le province di Pavia e Piacenza, di nuovo, dopo il ritrovamento di alcuni adulti, non abbiamo più avuto segnalazioni. Quindi in pianura padana ad oggi sembrerebbe che le popolazioni di Vespa velutina non si stabiliscano, però lo dico in maniera molto prudenziale, perché non vorrei guidare una notizia. Le motivazioni, non so, forse motivi climatici, guardando fuori dalla finestra non posso darle torto in effetti rispetto al sole della Liguria e della Toscana. Comunque, scherzi a parte, può essere che effettivamente gli inverni della pianura padana non siano favorevoli a questa specie. Vi mostro solo un po' più nel dettaglio il focolaio provincia di Pavia e Piacenza, che aveva messo in allerta l'Emilia Romagna, quindi la nostra regione. Poi di fatto non è successo niente. Furono 2 nidi trovati, tra l'altro l'anno dopo. Adesso vi farò vedere il ciclo. Trovare un nido l'anno successivo vuol dire che sono già scappati buoi, insomma, le regine sono già uscite, e quindi ci aspettavamo appunto che si espandesse velocemente. Di fatto in realtà qui era stato trovato un adulto o due o tre adulti presso un apiario, poi sono stati trovati questi 2 nidi a 1 chilometro. È stata fatta dalle 2 associazioni della zona, cioè quella lombarda e quella emiliana, una rete di monitoraggio, più o meno a maglie strette a maglie larghe, e grazie a questa sono stati catturati 8 adulti in 6 località. E a questo punto, dal 2020, appunto, ci aspettavamo che dal 2021, scusate, nel 2022 ci sarebbe stata una nuova impennata. Di fatto non è stato più trovato niente, quindi non so, siamo stati fortunati oppure non l'abbiamo vista, vediamo. Allora, dicevo, il ciclo biologico qual è? Forse è cosa nota, però in realtà ogni tanto mi capita di andare di parlare con apicoltori e accorgermi che non è ancora del tutto chiaro, soprattutto a chi è abituata al ciclo biologico delle api e alla loro socialità, come funziona invece quello delle vespe, o meglio come funziona in teoria. Sono specie annuali, quindi le loro colonie sono annuali, e intorno a questo, da adesso in avanti, insomma tra febbraio e marzo, escono le regine fondatrici e cominciano a bottinare un po' sui fiori, quindi si riforniscono di sostanze zuccherine. Dopodiché iniziano la costruzione di un nido che si chiama nido primario. Sono piccoli nidi della forma di una pallina, da una pallina da ping pong a una pallina da tennis, e c'è solo la regina in questo nido che depone le uova, e da qui nascono le prime operaie. Le prime operaie di solito sono un po' più piccoline della regina, sono distinguibili, mentre a fine stagione questa differenza non si noterà più. I nidi crescono, questi nidi primari crescono, aumentano di dimensione, e ovviamente la popolazione arriva da 50 a 100 vespe operaie. A questo punto di solito il nido viene traslocato, nel senso che i nidi primari sono spesso costruiti anche vicino, in zone vicino all'uomo. Ad esempio li abbiamo trovati molto in campagne agricoli, oppure anche terrazze di appartamenti. Viceversa i nidi secondari, cioè quelli che poi diventano così grandi, come forse avete visto anche alcune immagini dei nidi di Vespa velutina, sono i nidi secondari, e vengono di solito costruiti nella maggioranza dei casi in alto, quindi su alberi, su cornicioni di case, eccetera. In questo periodo, cioè diciamo quando la popolazione comincia ad aumentare,
avvengono i primi attacchi agli alveari, quindi cominciate a vedere le velutine anche davanti agli alveari. Sono comunque sia tra aprile ma anche maggio-giugno ancora in numeri abbastanza piccoli, cioè nelle zone dove che non sono fortemente infestate potrebbero sfuggire anche queste velutine davanti agli alveari perché appunto non sono tantissime. Quando invece cominciamo ad avere i nidi secondari all'interno dei quali ci sono anche migliaia di vespe, allora i danni agli alveari cominciano a essere notevoli ed è possibile vedere una popolazione più attiva. Quindi a questo punto il monitoraggio migliore che si può fare è quello di osservare appunto il predellino dell'alveare. Questo è un nido secondario aperto, è stato neutralizzato, vedete sono molti dischi sovrapposti all'interno dei quali pieni di covata, quindi nidi che possono ospitare fino a diverse migliaia di calabroni. Questo è uno spaccato del nido con i vari dischi, diciamo, di covata. Allora, diciamo che verso settembre-ottobre il ciclo classico, quello che viene descritto anche nei libri, è questo: a settembre-ottobre escono i maschi e le regine, si accoppiano tra di loro, dopodiché i maschi muoiono e le operaie ovviamente muoiono e le regine vanno in invernamento. Ho messo un punto interrogativo perché di fatto quello che stiamo osservando è che si trovano nidi abitati e attivi ancora a novembre, dicembre, a gennaio, quindi e questo nelle zone della Liguria e della Toscana, quindi non sappiamo se in zone calde il ciclo non sia un po' differente, non sono stati fatti studi attenti su questo fenomeno, però ecco, sembrerebbe che questa interruzione invernale stia venendo meno, perlomeno nelle zone più calde. Tra novembre e gennaio, appunto, questo sempre in teoria, le regine stanno in invernamento, quindi si rifugiano nel terreno, nella legna, paglia, fieno o altri manufatti, insomma li hanno trovati in punti più caldi, nelle acetaie ma anche nelle abitazioni nascoste. E io ho messo un nido punto interrogativo perché appunto questa presenza di individui all'interno dei nidi anche nel periodo invernale, comunque non so se si tratta di uno svernamento all'interno del nido oppure del nido che è ancora effettivamente in attività. Per quanto riguarda i danni che velutina fa agli alveari, probabilmente ne avrete sentito parlare, nel senso che se ne parla già da molti anni. Comunque sono essenzialmente di due tipi: una è la predazione diretta delle api, e questa in realtà non è un fattore, non sarebbe di per sé un fattore di limitazione della famiglia, perché il numero di api che vengono mangiate è sì elevato, però comunque è ancora compatibile con la sopravvivenza della famiglia stessa. Ciò che soprattutto danneggia le famiglie è l'impatto indiretto, cioè il fatto che le api in presenza di vespa velutina smettono di volare. Probabilmente la percepiscono, non probabilmente, sicuramente la percepiscono come una specie sconosciuta, anche se sono abituate alla presenza di vespa crabro che preda le api, però quando ci sono crabro davanti agli alveari comunque le api volano lo stesso. Invece la modalità di volo o comunque il fatto che appunto che non sia una specie con cui si sono evolute fa sì che le api si mettano in una posizione di difesa, quindi fanno la barba davanti all'alveare, si chiudono e in certi periodi non volano proprio più. Quindi ovviamente potete immaginare nel periodo tardo estivo, quando le api dovrebbero raccogliere scorte per passare l'inverno, smettere di raccogliere vuol dire un danno notevole per l'alveare. C'è un impatto sull'attività apistica, questo segnalato dagli apicoltori stessi nelle zone dove c'è la velutina, e cioè un'elevata presenza di calabroni che risulta parecchio fastidiosa per l'attività stessa, cioè il fatto che in certi periodi non si possono aprire le famiglie perché arrivano subito i calabroni che si posano sui pavi e dappertutto, anche dove si smielano, insomma se ci sono pavi appoggiati, ecco, arrivano sempre le velutine. È un problema che si è manifestato soprattutto in Liguria, o perlomeno nel ponente ligure,
dove c'è anche un'agricoltura un po' complicata, perché è una zona collina, montagna, un elevato abbandono da parte degli agricoltori, cioè molti agricoltori hanno deciso di smettere di fare agricoltura perché con tutti i problemi che hanno le api, mettersi lì anche davanti all'alveare a raccogliere le vellutina, a uccidere la racchettate, con tutte le tecniche che si potevano inventare, hanno deciso di lasciar perdere, diciamo. Vespa orientalis, facendo un piccolo excursus anche su questa specie, ha una biologia, un ciclo del tutto simile a quello che abbiamo mostrato per Vespa velutina, con la differenza che fa i nidi sempre in cavità, quindi o sottoterra o nelle cavità di muri. I nidi non sono visibili, quindi come quelli di Vespa velutina. Appunto, dicevamo, era presente solo nella zona fucsia, questa viola, da dove era autoctona, e negli ultimi anni proprio è stata segnalata, invece la vedete nelle due mappe, anche in molte altre zone, quindi diciamo ha superato questa linea al di sopra di Napoli, è arrivata a Roma, è arrivata in Toscana, è arrivata in Liguria. Qui ho una mappa, un elenco delle segnalazioni che abbiamo ricevuto alla nostra piattaforma Stop Velutina, dove hanno cominciato a segnalarci anche Vespa orientalis. Quindi nel 2018 è arrivata per la prima volta a Genova, nel porto, poi è un esemplare arrivato per nave, è stato ucciso. C'è una colonia a Trieste, questo già da un po' di tempo, e si sta espandendo. Di nuovo è arrivata a Genova, credo che sia il 2019, non 2018, c'è un errore. Poi nel 2020 abbiamo anche cominciato ad avere segnalazioni di danni agli alveari, cosa che prima non ci capitava, questo in Campania ma anche qualcuno dal Lazio, nel senso che appunto in Sicilia gli agricoltori erano un po' abituati ad avere a che fare con Vespa orientalis, per lo più quando le infestazioni diventavano molto forti spostavano gli alveari in collina, e invece da un po' di anni anche questo accorgimento non riesce più a fermarla. Poi dal 2021 è stata segnalata in Toscana, a Grosseto e a Firenze, è arrivata in Sardegna, a Cagliari. Nel 2022 ci sono state tantissime segnalazioni da Roma e in più anche da Livorno e dalla Spezia, che quindi a questo punto queste tre province, sicuramente la Spezia, Livorno, Firenze, hanno tutte e due le specie che, diciamo, una aliena, invasiva, che è Vespa velutina, l'altra che non può essere considerata aliena perché comunque in Italia è autoctona, ma è arrivata in una zona che non è il suo areale originario di presenza. Queste sono le segnalazioni giunte al nostro sito dal 2016 al 2022, vedete come sono aumentate e soprattutto sono aumentate le regioni da cui arrivavano. Prima erano soprattutto regioni del sud, adesso anche del centro e qualcuna del nord. I danni agli alveari da Vespa orientalis sono del tutto paragonabili a quelli di Vespa velutina, cioè ha una biologia molto simile e se riesco a vedere che cosa sta succedendo in alcuni adesso nel 2022 negli apiari siciliani e campani, perché questa è una situazione abbastanza generalizzata, segnalata da molti apicoltori che non avevano mai visto prima in realtà. Non me lo fa partire, forse allora ho bloccato i collegamenti. Non parte, va bene, se riesco a farvelo vedere in un altro momento, comunque sì, forse anche dal fermo immagine video si vede tutte queste che volano attorno ai favi e all'alveare, sono tutte vespe orientalis, sono presenti a centinaia nel momento in cui si apre. Ah, è fatto così. Basta fare il vaccino.
Ecco, questa è Vespa orientalis, non è tanto diversa da Vespa velutina, adesso è un po' di anni che non vado in Liguria, quindi forse Stefano ce lo potrà raccontare meglio se è paragonabile o no. So che gli apicoltori comunque siciliani e campani sono veramente allarmati, cioè non sanno più come fare, nonostante si tratti di una specie che loro erano abituati ad avere comunque nel loro territorio, ma è come se fosse diventata incontrollabile nel giro di qualche anno. Esiste anche sin dall'arrivo di Vespa velutina, anche se aggressiva di Vespa crado per quanto riguarda diciamo, nel veleno, nelle punture. Il problema è il fatto che, essendo una specie aliena invasiva, non ha limitatori naturali, quindi si sta espandendo su una grande velocità, cosa che sta succedendo anche a Vespa orientalis nel momento in cui probabilmente va a invadere territori che non erano suoi originari. In più entrambe le specie hanno un'attitudine a nidificare in zone urbane. Vespa velutina spesso, appunto vi ho detto, fa i nidi sotto i cornicioli delle case o anche gli alberi che si trovano nei giardini delle case, quindi proprio in vicinanza dell'uomo. E Vespa orientalis negli ultimi anni è stata segnalata moltissimo in ambiente urbano, a Grosseto, a Roma. Tutti i nidi trovati sono più in ambiente urbano che in campagna, insomma, forse anche per una questione di clima, di temperature un po' più alte che ci sono in città. Quindi ci sono stati molti allarmi proprio per ora più da parte della popolazione che da parte degli apicoltori, questo a Roma o in Toscana. Poi purtroppo temo che arriverà anche nelle zone di campagna. E ovviamente ci sono state segnalazioni, queste in Liguria, di punture, shock anafilattici, eccetera, e, diciamo che riguardano meno questa platea, però sono comunque, secondo me, un aspetto importante anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, nel senso che comunque questo aumento di nidi, questo aumento di calabroni è un problema non solo per gli apicoltori, anche se è molto un problema per gli apicoltori, per le api, per la biodiversità, ma può essere anche un problema sociale di cui comunque le istituzioni devono farsi carico. Questo è un caso di una persona morta in Francia per un nido di Vespa velutina. In Italia non mi risulta che sia ancora successo, però insomma l'allerta esiste. Quindi che cosa possiamo fare e che cosa si è fatto fino adesso? Quello che stiamo facendo da quando è arrivata, dal 2013-2014 in avanti, è sicuramente la sorveglianza del territorio, il trappolaggio che abbiamo imparato dai francesi, dove è arrivato prima di noi, la neutralizzazione dei nidi sempre con tecniche imparate portate dalla Francia. Sono stati fatti studi per trattare, per cercare questi nidi, e infine vi parlerò brevemente del metodo Z, che è una tecnica che stiamo studiando sperimentalmente. Allora, sorvegliare il territorio è importantissimo, non solo perché ci fa ritornare comunque un'immagine di come si sta spostando Vespa velutina, ma anche perché alcuni dei metodi di controllo e di tracciamento dei nidi si basano sul fatto che noi abbiamo individuato degli adulti davanti agli alveari. Quindi sapere che un dato alveare infestato è molto importante per tutto ciò che poi si può fare dopo. In che modo facciamo monitoraggio? Tramite bottiglie trappola, principalmente e soprattutto nei periodi diciamo quando la densità può essere più bassa, quindi quando è più difficile a inizio stagione vederle davanti agli alveari, bottiglie trappola con riempite di solito di terra chiara, ma gli agricoltori hanno poi spesso una loro formula che usavano anche prima per i calabroni nostri. Molto importante vuotare le bottiglie, sembra banale, ma se
se le usate solo per intrappolare, non guardate quello che c'è dentro, possono sfuggire dei focolai, come è anche già successo. Quindi almeno ogni giorni, meglio ogni settimana, controllare cosa c'è dentro e se c'è un focolare di aspetto strano. Istituzioni, ovviamente un sito Stop Perutina, perché ovviamente è la piattaforma che coordino, ma il Veneto potete segnalare sicuramente all'istituto profilattico, alle vostre associazioni artistiche di riferimento. Siamo comunque tutti in rete, quindi appena abbiamo saputo sul sito Stop Perutina di questa segnalazione sospetta in Veneto, io ho contattato subito con Pinelli, abbiamo contattato con le associazioni e nel giro di pochi giorni abbiamo trovato questo focolaio di cui vi parlerò. E quindi ecco, a chi segnalate è meno importante, l'importante è che segnalate, che ovviamente ha riferimenti istituzionali. Il sito Stop Perutina appunto è un sito che vi dà sia informazioni sugli ultimi avvistamenti, dove come si sposta, eccetera, dove è stata trovata, ma permette anche di effettuare segnalazioni. Molto importante mettere una foto, non è obbligatorio, quindi riceviamo anche segnalazioni senza foto, ma a quel punto possiamo fare foto. Se mettete una foto, cercate di fare una foto in cui siano in evidenza gli aspetti morfologici distintivi di Vespa velutina, che sono le zampe di colore giallo, cioè l'ultimo tratto delle zampe di colore giallo, oppure le fasce, le bande addominali che sono gialle su un corpo che è quasi tutto nero, e questo lo distingue dalle altre due specie. Se andiamo a vedere le segnalazioni che noi abbiamo ricevuto in questi anni, principalmente ci vengono segnalate Vespa Crabro, Vespa velutina e Vespa orientalis, quindi in realtà le segnalazioni principali riguardano effettivamente dei calabroni. Molte segnalazioni vengono da normali cittadini, quindi hanno una conoscenza degli insetti abbastanza limitata. A volte confondono anche le api, vedete sotto ci segnalano anche delle api da miele talvolta, però principalmente effettivamente individuano i calabroni. Però abbiamo un numero altissimo, questo indicato con la freccia blu, di segnalazioni in cui noi non riusciamo a dire al cittadino o a chi ci scrive di cosa si tratta, perché hanno messo una foto, o non hanno messo la foto, oppure hanno messo una foto completamente sfocata da lontano, perché a volte hanno anche paura. Quindi insomma molta attenzione nel fare le segnalazioni correttamente per evitare di perdersi un focolaio per strada. Il trappolaggio, quindi la cattura di esemplari come sistema per limitare la popolazione, è efficace se lo fate in primavera o in autunno, cioè quando volano le regine. In estate non è particolarmente efficace perché si catturano comunque molte operaie, ma questo non porta a una sensibile diminuzione della popolazione del nido, cioè bisognerebbe catturarne veramente tante. E poi c'è il problema che secondo alcuni studi potrebbe risultare dannoso, perché comunque le bottiglie attirano tantissimi altri insetti, sia tra gli imenotteri, quindi vespe, api, mosche, farfalle, e quindi diciamo il danno ambientale non viene compensato da un uguale beneficio verso comunque la riduzione della popolazione dei calabroni. Poi abbiamo la neutralizzazione dei nidi, è l'unica tecnica attualmente approvata e legale per combattere la velutina. Il problema è che i nidi di velutina sono difficilmente raggiungibili, quindi sono state messe a punto tecniche, penso che su questo Stefano andrà più nel dettaglio, quindi non mi dilungo, e comunque anche questa è un'operazione complessa, costosa in termini di attività umana e costi proprio anche economici, e c'è un grossissimo problema che è quello delle competenze, cioè chi è che va a distruggere questi nidi. Da quando è arrivato in Liguria principalmente sono stati dei volontari, e i volontari erano quasi sempre degli apicoltori, tuttora più o meno così. Per un periodo c'è stato un progetto LIFE coordinato dall'Università di Torino, il progetto LIFE Stop Vespa, che aveva formato delle squadre che erano anche pagate dal progetto, quindi per un periodo diciamo c'è stata una copertura finanziaria, ma grazie a un finanziamento extra che era appunto un progetto LIFE.
In alcune zone sono attive delle squadre di protezione civile e se facciamo un calcolo di quanto può costare una copertura anche solo a livello regionale nella distruzione dei nidi, vengono dei costi che sono abbastanza, cioè non affrontabili, credo, dalle regioni, perché calcoliamo 50-100 euro a nido come costo. Mi sembra che questi fossero i costi che venivano pagati alle squadre durante il periodo del progetto LIFE, moltiplicati per centinaia di nidi. Solo nella provincia di Imperia un anno ne sono stati trovati più di 500, quindi capite che risulta molto difficile coprire il costo per la distruzione di tutti questi nidi. E in alcuni casi intervengono i privati, ma allora qui i costi, se una persona vuole eliminare il nido nel proprio giardino, chiama una ditta di disinfestazione, i costi possono essere anche maggiori. Ma quello che succede quando noi non distruggiamo un nido, qual è il rischio? Che da ogni nido possono uscire circa 300-500 nuove regine ogni anno, e poi c'è una certa mortalità, perché durante l'invernamento ne muore un certo numero, oppure c'è una competizione all'uscita dalla diapausa nel momento in cui costruiscono i nidi primari, e quindi ipotizziamo un 5-10% di sopravvivenza, e parliamo comunque di potenzialmente dai 15 ai 50 nuovi nidi per ogni nido che non è stato distrutto nell'ambiente. Quindi voi capite che la rincorsa, la distruzione dei nidi è veramente quasi impossibile, insomma. E in più c'è il problema che la maggior parte dei nidi non si trovano. Sono stati messi appunto negli anni dei sistemi di tracciamento dei nidi. Uno di questi era il radar, messo appunto sempre nel progetto Livestock Vespa, che era è in grado di seguire gli esemplari fino a circa 500 metri, però con il limite che quando ci sono ostacoli naturali come case o rilievi montuosi non riesce più a seguire la Vespa, quindi il radar deve essere spostato. Insomma, tutta la procedura per arrivare a trovare un nido è abbastanza complessa. Non vi ho detto come funziona: si mette un tag, un transponder sulla Vespa, incollato come vedete nell'immagine, dopodiché il radar ne rileva il tracciato. Gli inglesi hanno applicato una metodologia un po' diversa, che è quella della radiotelemetria. È molto simile, cioè il principio è lo stesso, solamente che il transponder che viene applicato è un transponder attivo, quindi viene tracciato anche a distanze superiori, fino a 1 chilometro. Grazie, Marco. Però è un transponder molto più pesante, quindi necessita di un periodo di abituazione della Vespa prima di essere rilasciata, e poi non tutte le Vespe riescono a volare con questo peso attaccato sotto. Quando funziona però permette di seguire la Vespa per distanze oltre 1 chilometro, quindi è stata più efficace nel tracciare, nel trovare dei nidi. Nel Regno Unito ne hanno distrutti diversi proprio con questo metodo. Se vogliamo confrontare un po' le due tecniche, appunto la radiotelemetria ha una maggiore distanza di tracciamento e può seguire la Vespa anche in presenza di ostacoli. Richiede tempi più brevi per trovare il nido. Il radar armonico è un po' più lungo, ci vogliono anche alcuni giorni per arrivare a trovare un nido, col fatto che bisogna sempre spostare il dispositivo, e poi la questione dei tag più pesanti o più leggeri, e poi i costi, nel senso che un radar costa molto, però i tag poi costano poco, a differenza della radiotelemetria, dove il dispositivo generale di tracciamento costa almeno qualche migliaio di euro, mentre per il radar parliamo di qualche decina di migliaia di euro, però ogni tag costa
ma anche fino a 200 euro. Quindi quando lo attacchiamo sotto una velutina e poi la perdiamo, abbiamo perso 200 euro. Quindi sono strumenti costosi per seguire, cioè per essere utilizzati in un sistema di controllo di routine. Possono essere utilizzati sicuramente in nuovi focolai oppure per scopi sperimentali, ma nella quotidiana lotta per la distruzione di centinaia di nidi diventa abbastanza complicato usare questi strumenti. Quello su cui stiamo lavorando negli ultimi anni è un sistema di distruzione dei nidi che permetta, cioè che sia comunque efficace anche se il nido non è stato trovato. Si chiama metodo Z, è stato messo a punto da un apicoltore ligure, uno dei primi, diciamo, impegnato nella lotta alla velutina, e l'abbiamo testato all'interno di questo progetto, di questo piccolo progetto di ricerca in provincia di La Spezia proprio. Come funziona il metodo Z? Consiste nel trattare alcune velutine che noi abbiamo trovato davanti all'alveare con un principio attivo, una gocciolina di principio attivo, e poi rilasciarle. Quindi queste velutine torneranno al nido e porteranno il principio attivo al loro interno, dove poi viene disperso grazie al fatto che le velutine fanno comunque una sorta di grooming, si puliscono tra di loro e quindi disperdono la molecola all'interno del nido. Se al nido arrivano un numero sufficiente di vespe trattate in questo modo, il nido viene neutralizzato. Abbiamo fatto degli studi e abbiamo visto che all'incirca con una velutina, cioè un individuo trattato su 10 che sono presenti nel nido, si riesce a neutralizzarlo completamente. Quindi un nido di 100 con dentro 100 velutine è sufficiente trattarne 10. Se abbiamo un nido con 1000 velutine, ovviamente bisogna trattarne almeno 50-100. E come si fa a trattare molte velutine che vanno a un nido in natura, diciamo? Bisogna fare il trattamento su più apiari presenti diciamo, nei dintorni di questo nido. Nel progetto Vespa abbiamo fatto alcune prove sperimentali in alcuni apiari e in particolare in uno di questi punti interessati dal progetto, quello che vedete nel cerchio, eravamo riusciti a trovare 3 apiari che erano intorno a un unico nido che era stato individuato, stava su un albero, lo vedevamo e potevamo controllarlo, e quindi diciamo una situazione ideale per fare questa prova. E avevamo i 3 apiari che vedete intorno infestati da vespa velutina. Su uno di questi apiari, era quello più infestato, abbiamo fatto un certo numero di trattamenti. Nel grafico vedete le barre verticali sono le velutine che noi abbiamo trattato davanti all'apiario e in quali giorni abbiamo fatto i trattamenti. La riga azzurra è la presenza di velutine davanti all'alveare. Stavamo lì e le contavamo in un certo lasso di tempo. Al nido. Davanti al nido. No, questo era davanti all'alveare proprio. Questo è l'alveare dove noi abbiamo fatto i trattamenti delle velutine. Quindi contavamo le velutine presenti allora e poi le catturavamo e ne trattavamo. In un caso ne abbiamo trattate 25, 11, poi dopo una settimana hanno ricominciato a salire, ne abbiamo trattate 14, 12. Vedete che dopo l'ultimo trattamento di 13 velutine il numero davanti all'alveare è arrivato a 0. Nel frattempo facevamo anche i trattamenti agli altri 2 alveari, agli altri 2 apiari, scusate, davanti agli apiari, quindi in uno dei 2 che era situato a 1600 metri, cioè 1 km 600 metri dal nido, abbiamo trattato una volta sola 6 e poi abbiamo visto già il crollo delle velutine davanti all'alveare, e in quell'altro a 700 metri di nuovo un trattamento di 8 velutine per una volta è stato sufficiente per far crollare la popolazione, ma questo perché nel frattempo era stato fatto il trattamento al primo alveare, quello più colpito. Mentre una squadra faceva questo lavoro, un'altra squadra era davanti al nido e contava le velutine in entrata e in uscita. Questo è effettivamente il nido. All'inizio uscivano ed entravano circa 120 velutine al minuto dal nido. Qui di nuovo vi ho riportato le barre rosse dei trattamenti fatti presso gli apiari.
abbiamo trattato 25 velutine e abbiamo visto un crollo dell'entrata e uscita, quindi subito il principio attivo è stato riportato al nido e ha dato una prima botta, diciamo, con i primi 2 trattamenti. Dopo circa una settimana la popolazione del nido si è ripresa, ha ricominciato a entrare e uscire. Questo perché succede? Perché il prodotto che noi utilizziamo uccide solo gli adulti e non, ovviamente non va a colpire le fasi preimmaginali, anche se in assenza di operai e poi le larve non vengono nutrite, quindi non si svilupperanno, però ci sono comunque tutte le pupe, i bozzoli da cui escono adulti, e quindi dopo una settimana ricominciano a volare. A quel punto noi le abbiamo viste di nuovo davanti agli alveari, abbiamo rifatto i trattamenti, vedete di nuovo le barre rosse, e lì di nuovo è calata la popolazione. Con il terzo trattamento la popolazione è arrivata fino a 0. A quel punto siamo andati a prendere giù il nido e il nido dentro era vuoto e completamente spopolato. Quindi diciamo questo è un sistema che almeno sulla carta funziona, non solo sulla carta ma anche in prove sperimentali. Quando poi si riesca a trasportarlo sul territorio e a farlo funzionare, soprattutto quando sono presenti molti nidi in un ambiente, questo diciamo è ancora da vedere, e cercheremo di vederlo nell'ambito di un altro progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, l'IPAF, ora MASAF, che però è di solo 2 anni, il primo anno già passato, quindi vediamo quest'anno cosa riusciamo a fare, tra cui molto importante è ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'utilizzo di questo principio attivo, che al momento noi stiamo utilizzando solo in via sperimentale. Quindi prima dovrà arrivare questa autorizzazione e nel frattempo noi andiamo avanti con la sperimentazione. Con questo ho finito, scusate se vi ho portato via molto tempo, lascio la parola a Grazie dottoressa. Noi veneti in genere siamo ottimisti, però vedere quell'alveare con tutto quel volo. E poi era Orientalis. Ed era l'Orientalis. Però confermo che ero un giorno a Roma a Trastevere e finché mangiavo cacio e pepe e a Trastevere è arrivata l'Orientalis. Quindi in mezzo proprio ai ristoranti all'aperto, quindi speriamo non arrivi velocemente anche qui. Confidiamo su queste nebbie allora. Dottor Ruffinelli, grazie dottoressa. Dottor Ruffinelli. Buongiorno a tutti. Dottoressa Bortolotti ha fatto un'ampia panoramica della situazione attuale in Italia e delle attività che sono state realizzate, che sono in corso. Nel mio intervento parleremo, diciamo così, andremo al 2016-17, quindi la segnalazione. Andremo appunto al 2016-2017, quando anche in Veneto è stata segnalata la presenza di Vespa velutina. Parleremo di interventi che sono stati realizzati e poi farò una parte sicuramente meno interessante, che è quella relativa alla normativa, in quanto appunto esiste sia una normativa dell'Unione Europea che italiana in merito appunto alle specie esotiche invasive, che come abbiamo detto, a cui come abbiamo detto appartiene anche questa velutina. Ovviamente molte cose sono già state dette, quindi
qualche immagine, qualche aggettivo solo per riportare l'attenzione all'oggetto al soggetto della mattinata. Anche questa è già vista, ma solo per ricordarvi come le cose possono sembrare tanto lontane e poi magari nel giro di breve tempo ce le ritroviamo. È il caso appunto della Velutina, ma è il caso dell'Orientalis, che come avete sentito è presente a Trieste, quando fino a poco tempo fa, pochi anni fa, sembrava solo un problema dell'Italia meridionale. E tanto per riportarvi alle api, la stessa Etina Tuida, siamo ancora l'unico Stato membro che è interessato da questo problema, tanto lontano come localizzazione, ma che poi nel 2014 ha fatto la sua comparsa nella regione Calabria e Sicilia. Quindi un'attenzione, si è parlato di attività di sorveglianza realizzata e futura, quindi è importante anche in questo contesto che gli apicoltori svolgano direttamente, poi lo vedremo più nel dettaglio, questa azione di vigilanza, di sorveglianza e soprattutto che riportino quanto osservato. Segnalazioni più con un esito negativo che trovarsi in casa una brutta sorpresa e accorgersi poi, come è già successo, che era presente da molto tempo. Dicevamo cose lontane che poi si ritrovano in casa, si ritrovano nel territorio dell'Europa e poi ovviamente veramente in casa. Si è parlato anche delle condizioni climatiche che in qualche modo potrebbero favorire o meno la presenza di queste specie esotiche aliene e ormai non solo in ambito apistico ma anche in ambito di altre specie animali o di altre problematiche sanitarie degli animali, e non solo degli animali, anche dell'uomo, abbiamo visto che i vettori di possibili agenti di malattia stanno assumendo, hanno ormai assunto un'importanza notevole e se pensiamo a malattie fino a poco tempo fa considerate esotiche, la West Nile, lo Zoonosi, chikungunya, quindi malattie virali che ormai sono citate, nominate anche in Italia e anche in Regione Veneto. In tempi recenti sono un problema decisamente emergente, forse non più solo emergente, in funzione del fatto che il cambiamento climatico ha fatto sì che i vettori di questi agenti virali sono presenti anche ormai nel nord Italia. Venendo all'Extra Velutina e alla Regione Veneto, è già stato ricordato più volte, nel novembre del 2016 è stata fatta la prima segnalazione della presenza di Extra Velutina nel territorio della Regione Veneto, nel comune di Bergantino, e questa è la diapositiva è ripresa dalla comunicazione nel sito Stop Velutina, quindi ancora sottolineo l'importanza, come è già stato fatto in precedenza, l'importanza di segnalare eventuali dubbi, sospetti, perché la segnalazione è la base appunto dell'attività di sorveglianza che può mettere appunto nelle condizioni di programmare degli interventi o di intervenire direttamente. Anche in questo caso, qui vedete l'immagine dell'area di campagna dove era posizionato l'apiario con le trappole, e nell'altra immagine vedete i soggetti che sono stati raccolti, sono stati catturati appunto dalle trappole. Però anche in questo caso siamo a novembre, ma la segnalazione, poi andando a due chiacchiere, è emerso che le vespe erano state viste volare ad agosto e anche le trappole che abbiamo trovato in apiario erano trappole molto ricche, cioè piene di materiale e sicuramente non controllate, come è stato detto, ogni
settimana, ogni 15 giorni almeno. Come detto, la segnalazione è rimasta una unica segnalazione e nel gennaio successivo è stato possibile individuare, lo vedete nella foto, il nido, che è stato poi recuperato grazie all'intervento dei vigili del fuoco, e il nido poi è stato sezionato, e dal nido abbiamo recuperato una decina di soggetti, vedete, completamente formati, ma non sfarfallati, ovviamente qui, grazie anche alla stagione che in parte può essere aiuto nel contenere, nel limitare la sopravvivenza del nido. A seguito di questa segnalazione, nel corso del 2017, nell'ambito della collaborazione fra la Regione Veneto, l'Istituto Zoopropilatico e le associazioni agricoltori, abbiamo attivato un programma sulla base della legge regionale per l'apicoltura per realizzare un'azione di sorveglianza nel territorio della Regione Veneto al fine di rilevare l'eventuale presenza appunto di vetro-velutina successivamente appunto alla segnalazione del novembre dell'anno precedente. E l'idea appunto era quella di creare un piano di sorveglianza, creare un sistema di segnalazione, di reportistica, incentivare il posizionamento delle trappole negli apiari e avere appunto una mappatura dell'attività realizzata e degli eventuali risultati ottenuti. Questa era la mappa. Questa mappa rappresenta la distribuzione degli apiari nel territorio della Regione Veneto, dato del 2016, quello disponibile con il censimento, il dato estrapolato dalla banca dati nazionale. Quindi vediamo una notevole copertura da parte degli apiari del territorio regionale, con ovviamente, come ben noto, maggiore concentrazione in determinate zone, tutta la fascia collinare, fino appunto alla zona di montagna. Con il supporto dell'ufficio GIS dell'istituto abbiamo realizzato delle mappe tenendo conto appunto di quella che era la distribuzione degli apiari sul territorio regionale. Il territorio regionale è stato suddiviso in celle, le differenze di colori tengono conto della densità di apiari per cella, meno densi celle di colore più chiaro, più densi, più numerosi quelle di colore più scuro, e sono state poi individuate sulla pallina di grigio, sulla pallina rosso, gli apiari individuati come per il posizionamento delle trappole, con una distanza fra apiari di celle diverse di 3,4 km. In questo modo si è garantita una copertura del territorio regionale, e ovviamente la densità degli apiari individuati teneva conto ovviamente della densità della distribuzione degli apiari sul territorio. L'attività, come vedete, ha di fatto coinvolto effettivamente 230 apiari, in teoria erano leggermente superiori, ma 230 sono quelli che effettivamente hanno partecipato, sono stati attivamente coinvolti nell'attività. Vedete il numero di visite che hanno comportato, garantendo quindi un buon controllo, una buona sorveglianza del territorio, che nel corso del
2017 non ha dato esito positivo, nel senso che non abbiamo rilevato né la presenza di Vespa né individuato eventuali altri in termini di trappole, non so se lo ricordate, sono state usate sia quelle diciamo artigianali, sia soprattutto nella zona di Bergantino, che è quella della segnalazione appunto del 2016, sono state anche utilizzate le trappole castrate con l'ulteriore attività realizzata con la collaborazione dell'Università di Padova, del CREA e dell'Università di Firenze è stata approfondito anche l'aspetto genetico degli individui di questa velutina raccolti nella segnalazione di Bergantino e che hanno dimostrato una totale identità con i soggetti raccolti nella regione di Liguria e anche con i soggetti catturati in altri territori, in Francia, in Regno Unito e nel sud-est asiatico. L'attività di sorveglianza è continuata, poi qui ho solo la mappa dell'anno successivo, del 2018, dove abbiamo ridotto, a fronte dei risultati, abbiamo ridotto la densità degli apiari coinvolti e diciamo, l'attività è continuata su base volontaria e basandosi sul fatto che ormai tutti gli apicoltori hanno in uso l'utilizzo delle trappole in apiario, quindi diciamo che nell'attività quotidiana oltre a prendersi cura delle api, gli apicoltori possono appunto con l'utilizzo delle trappole e il loro controllo, come abbiamo detto in precedenza, svolgere un'attività di sorveglianza che ribadisco estremamente importante. Attività di sorveglianza che deve però essere seguita dalla segnalazione attraverso i canali che sono stati già illustrati, appunto il sito Top Velutina, e ovviamente per il territorio di competenza del nostro istituto, presso appunto la segnalazione presso il nostro istituto e al di fuori del territorio regionale presso anche gli altri istituti profilattici che poi hanno eventualmente con noi un rapporto ovviamente di collaborazione. A fronte del campione ricevuto si procede appunto all'esame del campione, alla sua classificazione e alla conferma o meno appunto che si tratti delle specie di interesse. E ovviamente a fronte di questo, come è successo anche, poi lo sentirete successivamente, si attivano quelle collaborazioni che già sono in essere e si procede a sopralluoghi, a campionamenti. Altre considerazioni, e passo alla parte che ho detto io, interessante per me, che di solito è meno interessante per gli apicoltori, la parte normativa. Abbiamo parlato di specie esotiche invasive, questa è la classificazione di Vespa velutina, quindi non è considerata una malattia delle api. Nella diapositiva vedete il regolamento 1629 del 2018 che stabilisce quello che è l'elenco delle malattie delle api a livello di Unione Europea. Quindi queste 4 sono considerate malattie rilevanti per l'Unione Europea. E quindi non abbiamo Vespa velutina nonostante i problemi, i danni che abbiamo visto essere in grado di causare. Le specie esotiche invasive sono considerate da altri regolamenti dell'Unione Europea, ne abbiamo 3 ad oggi, e il primo appunto è questo, che risale al 2014, dove si definiscono le misure che dovrebbero servire a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Quindi questo elenco, e poi
anche nei regolamenti successivi, si spiega agli Stati membri che le misure che si vogliono adottare per il controllo delle specie esotiche invasive devono tener conto dei costi di realizzazione, dei costi di mancato intervento e dell'efficienza dei costi, diciamo così, sostenuti. Quindi diciamo, non c'è un approccio dobbiamo risolvere il problema, ma l'approccio è dobbiamo valutare il problema nel suo complesso e poi sulla base di opportune valutazioni, tra cui una valutazione del rischio, decidere come procedere. Ovviamente questi regolamenti parlano delle specie esotiche invasive in senso lato, quindi anche nell'elenco che oggi esiste delle specie esotiche invasive per l'Unione Europea troviamo Vespa velutina, ma troviamo molte altre specie che non hanno nulla a che fare appunto con l'apicoltura. Quindi l'intento di questo regolamento è stabilire norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione di specie esotiche invasive all'interno dell'Unione Europea. E espressamente il regolamento esclude, vedete il presente regolamento non si applica, quindi esclude dall'elenco delle specie esotiche invasive quegli agenti patogeni che sono già classificati come malattie. Quindi, ad esempio, torniamo a Aetina tumida, quella è classificata come malattia delle api, non è una specie esotica invasiva, nonostante ovviamente non sia propria del territorio europeo. Viene data appunto la definizione, appunto una specie esotica per cui si è rilevata che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati o ha effetti negativi su di essi, quindi ovviamente si applica pienamente a quanto abbiamo visto e quanto è stato presentato fino adesso. E la definizione di specie esotica invasiva è data appunto dal regolamento e sono incluse nell'elenco solo quelle specie che rispondono ai seguenti criteri. Quindi ci sono 5 punti e tutti e 5 devono essere soddisfatti perché una specie possa essere considerata e classificata specie esotica invasiva. Ho citato un elenco di specie, vedete che con quest'altro regolamento del 2016 troviamo l'elenco di quelle che ad oggi sono considerate appunto specie esotiche invasive, vedete l'ultima, sono poi in ordine alfabetico, non di importanza, troviamo appunto anche quella che interessa ancora, questo è un elenco che è soggetto ovviamente ad aggiornamento in funzione dell'acquisizione di nuove conoscenze o della individuazione di nuove specie esotiche introdotte nel territorio dell'Unione Europea. E viene poi sottolineato appunto l'opportunità di includere determinate specie in questo elenco in quanto è possibile realizzare o applicare misure efficaci dal punto di vista dei costi per prevenire l'introduzione, per promuovere il rilevamento e eventualmente l'eradicazione se il riscontro è precoce, o ancora l'aspetto della gestione e la sperimentazione che è stata presentata dalla dottoressa Bortolotti potrebbe rientrare appunto in quelle misure appunto che non consentono di eradicare, quindi di eliminare il problema, ma consentono di gestirlo in maniera efficace.
Ancora, l'elenco, il regolamento non fa solo l'elenco delle specie esotiche invasive, ma indica anche quali potrebbero essere i materiali che potrebbero rappresentare un veicolo della Vespa, come è stato ricordato l'introduzione della Cina attraverso del vasellame. Vedete quindi che nel regolamento citano la legna sotto forma di diverse forme, e anche appunto i vasi in ceramica per giardinaggio, quindi sono stati individuati sulla base dell'esperienza diretta quali appunto materiali potrebbero favorire, essere un veicolo per la introduzione di questa di Vespa velutina. Questi sono citati espressamente per Vespa velutina. L'ultimo regolamento è questo del 2018 e qui parla espressamente di valutazioni dei rischi in relazione alle specie esotiche invasive. Quindi, fatta la premessa iniziale della necessità di una valutazione dei costi dell'eradicazione, della gestione di eventuali interventi, con questo regolamento vengono stabiliti i criteri per la valutazione del rischio che è ritenuta fondamentale per poter adottare delle strategie di intervento, che potrebbe essere l'eradicazione piuttosto che il contenimento, piuttosto che decisioni di non intervenire perché magari la specie esotica invasiva si è già consolidata, estesa nel territorio, e quindi non ci sono più le condizioni per eventuali interventi. Da ultimo, anche l'Italia, come Stato membro, ha dovuto adeguare la propria normativa alla normativa dell'Unione Europea, e con questo decreto del 2017 ha recepito appunto il regolamento 1143, e quindi abbiamo anche in Italia una norma specifica che riguarda appunto le specie esotiche invasive. Una precisazione: la competenza delle specie esotiche invasive non è in capo né al Ministero della Salute né al Ministero dell'Agricoltura, oggi ASAP, ma è in capo al MASE, al Ministero per l'Ambiente e per la Sicurezza Energetica, come si chiama oggi con l'ultimo aggiornamento. Quindi la competenza è del Ministero dell'Ambiente attraverso il suo ente tecnico di ricerca che è l'ISPRA. E anche nel decreto nazionale appunto si parla di istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza e la definizione di misure di gestione dirette all'eradicazione, al controllo, al contenimento, in funzione appunto delle diverse situazioni territoriali. E altro elemento importante, ritorno all'attività svolta nel 2017, in collaborazione con la Regione, sicuramente proprio la parte attuativa, pratica di sorveglianza diretta a capire se la segnalazione di Bergantino era isolata, come è risultata o meno, oppure no. Un'attività di informazione molto, molto importante, come peraltro è anche l'evento di oggi, e il richiamo appunto al posizionamento delle trappole e al loro controllo, altrimenti sono utili solo in parte, ma a noi serve sapere cosa abbiamo catturato, perché solo in quel modo riusciamo a mappare, diciamo, il territorio e a rilevare eventuali, diciamo, progressioni della specie esotica invasiva. E parlando di informazione, ho riportato, questo è il titolo di apparso nella tribuna di Treviso a marzo 2017, dove il titolo era molto allarmante, e poi nell'articolo si parlava dei problemi che purtroppo conosciamo bene delle api, di varroa o di altre malattie. Quindi è importante che anche
comunicazione al di fuori dell'ambiente artistico sia fatta in maniera appropriata proprio per evitare inutili allarghi. Come avete visto, Vespa Velutina piuttosto che Vespa Orientale sono un problema, possono rappresentare un problema per il settore, ma ovviamente sono problematiche che vanno presentate evitando inutili allarmismo. Allo stesso modo, la dottoressa Bortolotti ha citato nella pericolosità dei problemi che anche Vespa Velutina può creare a seguito delle punture, in funzione anche delle caratteristiche di difesa, diciamo, questo comportamento di difesa del nido. Anche qui è importante appunto che ci sia una adeguata conoscenza in questo senso. Io mi fermerei qua e lascio con questa diapositiva la parola al dottor Gampalunga per l'aggiornamento del 2022. Grazie. Adesso andiamo iniziamo la fase un po' più pratica, con il ritrovamento appunto del 2022 di novembre e poi alla situazione con Stefano Fenucci della Toscana e della Liguria. Prego, dottor Mazzarri. Intanto buongiorno a tutti. Un suggerimento, perché prima in fondo notavo che dobbiamo avvicinare di più la bocca al microfono così ci sentono. Voce. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io sono il dottor Gampalunga, sono un entomologo specializzato in scienze sociali, ma oltre a questo sono anch'io un apicoltore professionista. Innanzitutto volevo anche ringraziarvi per l'invito di oggi. È molto breve la mia presentazione e sarà focalizzata soprattutto sul caso che abbiamo riscontrato qui in Veneto, in provincia di Venezia. Allora, tutto è nato da una foto ricevuta il 13 novembre, verso sera, in cui si evidenziano questi 3 individui. Inizialmente la prima foto non era molto chiara, dopo però successivamente ho chiesto nuove foto e abbiamo ricevuto queste. Su questa foto si evidenzia la Vespa Trapolo, che è quella più rossiccia e più in alto, e confrontate con le altre due che sono le 2 Vespe Velutine. Da qui ho iniziato a contattare la dottoressa Bortolotti, il dottor Puntinelli, e da qui abbiamo iniziato a andare a vedere sul campo se veramente la segnalazione che abbiamo, la sospetta segnalazione che abbiamo ricevuto era veritiera oppure no. Abbiamo, pochi giorni dopo, siamo andati, il 7 novembre, siamo andati sull'apiario in cui era stato riscontrata questi individui di Vespa Velutina, e anche se era fine stagione, cioè verso il 7 di novembre, abbiamo evidenziato che sulle trappole e anche davanti alle ali c'erano individui di Vespa Velutina che volavano tranquillamente. E queste vespe erano lì e predavano attivamente le api davanti ai pendolini. Nella foto si evidenzia quella che ho ingrandito, si evidenzia che dal trappolaggio su bottiglia, anche se le bottiglie non erano molto controllate, però si sono evidenziati degli individui più o meno marcati di Vespa Velutina. Mentre alla destra abbiamo uno degli esemplari che abbiamo catturato attivamente davanti alle ali. Da qui il ritrovamento è stato avvenuto in provincia, nel comune di Mira, e a Malcontenta, in una zona in cui abbiamo davanti la laguna di Venezia, una zona dove ci sono pochi alberi, però è una zona che grazie al mare ha una temperatura un po' più calda rispetto all'entroterra, quindi molto probabilmente potrebbe essere un luogo
Infatti, se voi vi ricordate anche la mappa che ha evidenziato il dottor Montinelli, era evidenziato in rosso la parte verso la laguna, perché proprio queste temperature un po' più alte rispetto all'entroterra potrebbero aiutare la vassovelutina a diffondersi, o almeno partire da là per diffondersi. Quando siamo arrivati, pensate che la vassovelutina era stata segnalata già qualche mese prima, però la segnalazione non era stata effettuata fino al 13 novembre. Quindi una cosa molto importante è segnalare qualsiasi sospetto, anche se, come diceva la dottoressa Cotolotti, ci possono essere dei casi dove non si riesce a riscontrare realmente se era la vassovelutina oppure no, grazie alla foto, o sono dei casi in cui assomigliano a vassovelutina, però l'importante è segnalare le situazioni sia ai tecnici apistici o ai vari referenti tipo il disturbo profilattico o il CREA. Qui si evidenziano tutti apiari presenti nel raggio di 10 km dal ritrovamento. Come potete vedere vanno a toccare vari comuni come Dolo, Mira, Mirano, Campagna Luppia. Sono tutte zone comunque mutualmente qualcuno di voi sa che in quella zona, soprattutto verso fine settembre, fine agosto, inizio settembre, fino a ottobre viene prodotto il miele di Barena. Un miele che viene prodotto solo qua in Regione Veneto, un miele salato. E quindi in quel periodo abbiamo tutti gli spostamenti di vari agricoltori che portano questi apiari in quella zona. Da un'analisi sui vari campioni di esemplari che abbiamo trovato a Valcontenta, abbiamo evidenziato, sono state fatte delle analisi genetiche e analisi su virus o altri parassiti, e abbiamo riscontrato in più sono evidenziate le positività, in meno sono riscontrate le negatività, e sono stati riscontrati alcuni dei virus, tipo virus degli ali deformi, virus della paralisi acuta, virus della paralisi cronica, della celeriana nera, il virus della covata sacco, ma non sono stati riscontrati come il virus Kashmir, il virus italiano o l'osema, il Trypanosoma pili italiano. Oltre a questo, come ultima evidenza, come ultima analisi, grazie all'istituto profilattico, è stato fatto un'analisi filogenetica del ritrovamento, cioè mettendo in confronto i ritrovamenti della Liguria o della Francia con il ritrovamento fatto a Valcontenta, e si evidenzia che grazie al COX-1, che è questo gene qui, e si evidenzia grazie a questa analisi filogenetica che è imparentata con il gruppo che arriva dalla Francia o che successivamente parte dalla Cina. Quindi notoriamente il caso di ritrovamento della vassovelutina in Veneto è dovuto a dei trasporti fatti con camion o altro materiale dalla Liguria fino al nostro territorio. Bene. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola a Stefano Felucci, credo sia doveroso un passaggio sull'importanza, come mettevano in risalto prima nell'intervento dei saluti i colleghi presidenti di Apimarca e di APAT, la preparazione delle associazioni su questo tema, che a loro volta divulgano, come abbiamo fatto con la giornata di oggi, a tutti gli apicoltori per rendere effettivo e concreto quello che è il monitoraggio. Perché non vorrei che fosse sottovalutata un'affermazione appunto dell'Elena Guarnuga. Questo esemplare avete trovato, questi esemplari li avete trovati il 17 di novembre, ma da come abbiamo visto, come avete affermato prima, erano presenti da qualche mese.
Se sono presenti da qualche mese significa che è stata fatta, mi spiace dirlo, una sottovalutazione del problema. Non parlo ovviamente del dottor Gambellunga, ma dell'apicoltore che gestiva questo alveare è stato sottovalutato. Aggiungo qualche responsabilità, qualche associazione dovrebbe anche, ecco, e mi fermo, non dico altro. È fondamentale che ragioniamo tutti insieme su questa cosa, sullo stesso profilo, ma non va sottovalutato, perché da giugno ad oggi è vero che siamo fortunati perché è il periodo in cui probabilmente le regine abbiamo visto l'evoluzione, però dobbiamo anche considerare che il clima è cambiato, fa più caldo e come avete visto in Liguria i nidi ancora attivi in questo periodo, forse in Veneto no, perché passiamo però in una situazione forse simile alla Liguria perché siamo nella laguna di Venezia. Allora, attualmente comunque considerate che il nido non è ancora stato ritrovato e abbiamo fatto diverse visite nel luogo, ma non abbiamo riscontrato nessun nido. E una cosa come ultima che vi chiedo comunque è la diffusione delle varie spiegazioni, cioè formazione dei vari apicoltori e soprattutto cerchiamo di essere tutti uniti. Su questo non ci sono dubbi. Io lo anticipo adesso, ma ne parlavamo con il dottor Mutinelli nelle settimane scorse che ci siamo incontrati. Penso che come associazioni presenti anche in consulta faremo una lettera condivisa con l'Istituto Zooprofilattico a tutti gli apicoltori del Veneto per spiegare proprio tutti i passaggi e le cose che devono fare in maniera da creare questa rete di monitoraggio e di segnalazioni, proprio perché è indispensabile che lavoriamo tutti insieme su questo. Ecco. Non va sottovalutato il problema, ecco, la mia affermazione era proprio legata a questa. È già un segno che oggi siamo qua tre più importanti associazioni del Veneto e insieme lavoreremo su questo. Stefano Penucci viene dalla Toscana, fa parte della task force che per la cattura della vespa velutina, ma lascio a lui la presentazione, ma agli apicoltori è direi noto. Ho 2 ore di tempo. Abbassiamo decisamente il livello dei relatori e no, in effetti io purtroppo non ho studiato, non sono ricercatore, quello che mi porto sono fatiche, problematiche che abbiamo provato a risolvere, storie, eventi successi, grazie anche ovviamente alla collaborazione con i ricercatori che hanno parlato precedentemente. E ringrazio l'invito, ringrazio tutti voi di essere qui. I loghi che vedete non sono le etichette pubblicitarie, ma sono le realtà che hanno permesso a me, apicoltore ceraiolo della cooperativa Giglione, di poter dedicare tantissimo tempo al problema velutina, 6 anni di lavoro, forse anche di più. L'apicoltore verso agosto-settembre cala un pochino l'attività lavorativa, un pochino. Il ceraiolo inizia verso ottobre, quindi agosto e settembre erano 2 mesi in cui mi trovavo un pochino a poter lavorare meno di 12 ore al giorno e quindi ho trovato la velutina da occuparmi. Sto facendo un po' di battute, ne farò anche molte successivamente per risvegliare un po' la platea. No, sono stati attentissimi, però adesso niente, giochiamo un attimo. Di solito arrivano le segnalazioni, arrivano le foto, avete riconosciuto tutti la vespa velutina in foto. No. Questa non è tante gialle. Ok, bravissimo, perché questa foto di solito te la mandano dicendo è velutina, c'ha le zampe gialle. No, porco cane, non ce l'ha gialle le zampe, si vede, sono marroni, questa è una vespa orientalis. No, però è nera, la velutina è nera, questa è la velutina, perché è nera e poi c'è anche delle chiazze gialle, arriva la foto e uno è convinto, ok, no, questa è una megascoglia, non so se è maculato, che cos'è, comunque è una vespa solitaria, innocua, carinissima, però la gente ti manda la foto e è convinta che questa sia una velutina, addirittura
qualcuno vede questa, poi non riesce a fare la foto e cerca una foto di velutina su internet e te la manda. No, io mi sto dicendo, perché se qui con questo sketch che stiamo facendo arriviamo ad avere 2 o 3 cose base, risparmiamo un sacco di tempo poi a chi dovrà gestire le cose. Oh, però questa non l'ho mai vista, questa me l'ha mandata un professorone, non l'ho mai vista. Probabilmente potremmo essere davanti a un caso di una vespa velutina non nigritorax, che è quella che è arrivata, una nuova sottospecie che nel sud-est asiatico ci sono. Io questa non l'ho mai vista. No, questo è un Rhynchium oculatum, e bisogna essere un po' oculati per vederlo, ma è un Rhynchium oculatum, anche questa è una vespa solitaria, un po' più rara, ma ha le zampe gialle, la è. È vero, l'unico calabrone che abbiamo, mi sembra, dici se sbaglio, perché io veramente, l'unico calabrone che abbiamo in Italia che ha le zampe gialle è la velutina, quindi questa ha le zampe gialle. Ma le dimensioni di questa come sono? Come faccio io a capire se è un calabrone o se è una vespa? Se sono esperto lo vedo, ma se io non ho un riferimento delle dimensioni, questo mi sembra un calabrone, le zampe gialle è la velutina. No, questa è molto più piccola, è una vespa germanica, normalissima, però ha le zampe gialle, ma non è un calabrone dalle zampe gialle, è una vespa dalle zampe gialle. Però vedete come poi nel vivere quotidiano ci dobbiamo combattere, dobbiamo cercare di capire, e sono ore e ore di lavoro e di tempo che perdiamo a perdere. Caccia davanti alle api, mangia le api, è lì, cattura le mie api, è la velutina. Ma lo sappiamo tutti. Ultimamente ci siamo dimenticati che la vespa crabro è un normalissimo predatore di api. No, ci sono apicoltori che se vedono qualcosa davanti all'alveare che cattura le api, inevitabilmente diventa velutina. No, il sederone giallo della vespa crabro è inconfondibile. Quando noi vediamo velutina cacciare davanti agli alveari, vediamo parecchio nero. La velutina non è nerissima tutta, però in volo si vede molto molto nero, non si vede questo giallone, e le macchie arancioni dei tergiti finali della velutina si vedono poco in volo. Finalmente arriviamo alla velutina, qui non si capisce di velutina, ma si capisce che quella è la tuta d'apicoltore, e la velutina sta cercando questo per far capire se le squadre di neutralizzatori che si formeranno dovranno avere attrezzature adeguate. Però è stato detto tutto sulla velutina, però i 3 pilastri fondamentali della lotta alla velutina, forse solo uno è stato detto. Qui entriamo nelle cose importanti. La prima cosa per il contrasto alla lotta alla velutina è imparare a mandare la posizione con WhatsApp. Allora, è una cosa semplicissima. Tutti ormai abbiamo uno smartphone, scusate, la butto un po' in ridere, ma almeno insomma, già è una cosa un po' triste la velutina, però vi posso assicurare che se qua usciamo tutti, lo sapete già tutti, va bene, però se qualcuno non lo sa e impara questa cosa e va fuori e lo insegna ad altre 2 persone, qui la lotta alla velutina sarà molto semplice. Perché? Perché tu trovi un nido o trovi un apiario con presenza di velutina e poi chiami Meridio o il tecnico dell'associazione e ci vuole 3 giorni per capire dove sei. Da una posizione con WhatsApp attacco la geolocalizzazione, mando un messaggio al tecnico a chi devo mandarlo, allego la posizione, aspetto 30 secondi che si aggiorni un pochino l'errore, perché sennò delle volte c'è l'errore di 3 km, e poi mando la posizione, ma quella attuale, non quella in tempo reale, perché a me è arrivata la posizione in tempo reale del nido, l'apicoltore era sotto il nido, mi ha mandato la posizione, poi è andata a fare la spesa al CIDIS, al Conad, e io sono andato a cercare il nido al Conad, perché bisogna mandare quella attuale, mi raccomando, attuale. Sto facendo un po' il comico, ma vi posso assicurare che con questa cosa si risparmiano delle giornate di lavoro e si arriva al posto dove io voglio andare, non a perdere del tempo a chiedere informazioni. L'altra cosa che comunque è fondamentale, perché poi quando si ha a che fare con la presenza di velutina in apiario, bisogna andare in apiario, vedere questa velutina, c'è, non c'è,
a volte è necessario anche catturarla per capire bene. Noi abbiamo fatto anche un po' di studi fatti sul campo, su quanto tempo la velutina arriva. Nel periodo di massima presenza di velutine in apiario, quando c'è tanto bisogno di proteico per i nidi, le velutine sono parecchio costanti. Abbiamo visto che spesso sono costanti, arrivano in tempi costanti davanti alle stesse arnie, quindi anche queste cose le abbiamo capite facendo un po' di esperimenti, un po' di prove di campo. Ma com'è possibile andare con un retino entomologico, dove l'entomologo che sa quanto costa un retino entomologico, può costare anche 60-70 euro, se non ho prima pulito davanti all'apiario? Allora non c'è evidenza che i 3 metri di rovi davanti all'arnia diano facilità alle api di difendersi da velutina. Sì, però sicuramente noi in certi apiari non siamo tutti andare a intervenire, a guardare, a controllare, perché c'erano i rovi davanti. Il terzo punto l'aveva già detto Laura, anche altri, che è come si fa una foto. Non è facile identificare una vespa morta, ricciata, cartocciata, schiacciata con la leva, con lo scarpone. Se poi faccio una foto, insomma, l'ideale sarebbe, come ha detto prima Laura, questa posizione in cui si vede sia la zampetta che la parte terminale dell'addome, e questo mi permette di identificarla in maniera più che sicura. Basta della parte quello che volevo raccontarvi è una collaborazione che è partita ho segnato un po' le realtà principali, ma poi ci sono tantissime altre, non le voglio citare, ma sono le associazioni, sono gli enti di ricerca, sono le università, ci sono i vigili del fuoco, insomma ci sono un po' tutti che collaborano, che stanno collaborando nell'attività che stiamo portando avanti in Toscana e Liguria. Ma la cosa più importante è questa qui, i volontari, cioè il fatto che apicoltori e non solo si siano messi a disposizione volontariamente per difendere i propri alveari, ma la propria biodiversità, perché poi appunto parliamo sempre che la velutina è un problema per gli apicoltori, per le api, per gli apicoltori, insomma c'è ben oltre, ben altro, tutto quello che le api fanno in pollinazione, ma tutti quelli che sono gli insetti impollinatori, tutti quelli che sono i problemi che reca questo insetto invasivo alla biodiversità del territorio. E nella biodiversità c'è anche l'azienda apistica, l'apicoltore, ed è l'unico però spesso che si attiva. Quanti non apicoltori ci sono in sala? Non apicoltori, alzate la mano i non apicoltori, 1, 2, vedete, cioè, non è un problema da apicoltori, se ne occupano gli apicoltori perché hanno da salvare le aziende, ma non è così. 2017, abbiamo avuto anche noi il nostro Bergantino. Questa qua, vedete la no, non si vede il puntatore, no? Vabbè, allora, tutte le gocce che vedrete nelle foto successive sono apiari segnalati positivi da qualche apicoltore che ha segnalato la presenza di velutine nelle proprie apiari. Poi ci saranno invece dei cerchieri che sono i nidi, ma insomma poco importa. Questa goccia gialla in basso a destra, siamo nel comune di Pietrasanta, in Toscana, provincia di Lucca. È stato il primo ritrovamento di velutine in Toscana nel 2017, prima ancora che venisse trovata a Limone. Praticamente c'era una presenza di pochissime velutine davanti a questo apiario, piccole, molto piccole, probabilmente un nido primario. Dopo un mese e mezzo non si sono più viste completamente, e di lì non ne abbiamo mai più trovate. Un po' come è successo a Bergantino, lì però avevamo solo segnalato alcune presenze davanti alla pianta. E lì purtroppo vedremo che ci sono arrivate adesso per trasporto per produzione naturale, ovviamente partendo da Spezia, dopo 6 anni, 5 anni siamo arrivati lì di nuovo, ma quell'evento non aveva più generato positività lì intorno, nonostante abbiamo fatto diverse attività di monitoraggio. Invece, qualche giorno dopo abbiamo avuto la presenza a Limone, lì c'è stata, quindi nella zona di Spezia, retroporto,
Quindi ovviamente, come non mi soffermo troppo perché ha già parlato Laura, però tutta la parte che dal Levante Ligure va al Ponente Ligure, tutta la parte centrale nel 2017 era negativa la presenza di velutina, quindi ovviamente presenza legata molto probabilmente a un trasporto passivo portuale e insomma il primo anno questa è stata l'evoluzione, non sono stati trovati nidi, aspettavamo di poter cercare il nido attraverso il radar che era in via di sperimentazione presso l'Università di Torino con il progetto LIFE, che però non ha potuto intervenire lì in zona e quindi questa è stata un po' la situazione. Successivamente, questo è l'anno successivo, la distribuzione sul territorio. È ovvio che velutina si sposta, si allarga territorialmente. È vero anche che l'aumento delle positività non sono solo dovute al fatto che velutina aumenta, ma dovuto al fatto che aumenta la conoscenza e quindi gli agricoltori iniziano a rendersi conto meglio della questione e quindi segnalano molto di più. Io vado un pochino veloce. Qui abbiamo i due puntini viola che vedete, sono due nidi che sono stati trovati questa volta invece con il progetto appunto con radar, è venuto il radar, siamo riusciti a trovarli. Io ho lavorato 3 settimane insieme ai ricercatori del progetto del radar. È stato un lavoro lungo, faticoso, certosino, smonta e rimonta il radar più volte al giorno. Per trovare un nido ci sono voluti dei pomeriggi interi, delle giornate intere, a volte anche 2 o 3 giorni, a volte dopo una settimana di lavoro non si è trovato niente. Dopo magari ne parlo, faccio vedere alcune foto, però in effetti è un sistema che è veramente molto faticoso e poi quando parliamo di pochissimi nidi, ma se parliamo di tanti nidi. Comunque qui noi abbiamo lavorato anche su quello e ovviamente quei 2 nidi sono stati poi trovati. Questa è la realtà del 2019, vedete che si è incominciato a sviluppare un pochino di più. In alto, quella goccia gialla lassù in cima è il classico fuco autunnale che ormai è diventata una costante. Capita che verso ottobre, settembre, ottobre, novembre trovi dei fuchi, dei maschi di velutina, facilmente riconoscibili, poi magari su queste cose potete guardare anche se sono abbastanza semplici, che sono di solito un po' distanti da quelli che sono i focolai, la presenza invece di velutine. Il maschio non necessariamente dà certezza di presenza di un nido, perché il maschio non caccia e torna al nido, quindi la sua presenza non può essere lontana dal nido di fuoriuscita, e è capitato quest'anno, poi vedremo in altre zone, questa presenza che ovviamente non è che la presenza di soli maschi potrebbe non essere garanzia di presenza di nido. 2020 i nidi sono cominciati a essere molto di più, poi quanti nidi e quanti chilometri ha fatto lo vediamo poi in una slide successiva. Però vedete, insomma, si è allargato molto, gli apicoltori sono sempre più consapevoli. 2021 c'è stato un incremento molto, molto alto, un bel incremento di segnalazioni. Questi sono tutti apiari dove gli apicoltori hanno trovato velutina applicata davanti ai loro apiari. Per arrivare fino a questo 2022 in cui abbiamo avuto un bel incremento anche territoriale. Ci sono stati, vediamo se si vede, ecco di qua va bene, non sto a parlare dei focolai di cui hanno già parlato precedentemente, vi segnalo solo che nella zona di Firenze, Greve in Chianti e vicino a Vinci sono stati trovati questi famosi maschi a 20-30 km, forse anche qualcosa di più per Greve in Chianti, di questi maschi presenti di così tanti chilometri da quelli che sono i più vicini ai ritrovamenti invece di nidi o di presenza di velutine in caccia. Benissimo. Vi racconto storie, la storia della Garfagnana. La Garfagnana aveva avuto nel 2021 quel pallino rosa che vedete in alto. La Garfagnana ovviamente questa valle, stiamo parlando della Toscana, provincia di Lucca, una zona molto isolata perché quelle piazze montuose, quella parte montuosa ovviamente sono le Alpi Apuane, l'Appennino, poi in giù,
che separa la parte diciamo super infestata della zona della Versilia di Massa dalla Garfagnana, che invece è una valle un pochino più isolata da parte. La Garfagnana ha avuto questo ritrovamento in una trappola nell'autunno del 2021, dove c'è quel pallino rosa, riprendiamo meglio, vedete il pallino rosa. Poi gli apicoltori si sono un po' attivati, ma era molto tardi. Poi è successo che verso quest'estate un apicoltore ha tenuto violutine in caccia davanti all'apiario, ha fatto la segnalazione, ci siamo attivati come associazione, abbiamo fatto un corso di riconoscimento, quindi abbiamo portato gli apicoltori a vedere in quell'apiario la velutina. Gli apicoltori hanno capito come si riconosce, come si vede, come si fa il monitoraggio, l'hanno fatto, il monitoraggio proprio in apiario, vorrei farlo un po' meglio, e si sono attivati. Questa è la mappa dopo circa 10 giorni dal primo ritrovamento. E qui gli apicoltori della zona si sono attivati, in 10 giorni hanno fatto monitoraggio, i puntini blu sono gli apiari positivi, i puntini marroni sono gli apiari negativi. Praticamente in 10 giorni hanno definito dov'era la velutina, dov'era, perché adesso non sa dove più, in Garfagnana, dando addirittura anche gli apiari negativi agli izine, lato est, lato ovest, vedete i punti marroni dove non c'è presenza. Adesso è chiaro che non possiamo essere certissimi di questa collocazione, però la velutina è presente sulla Valle del Serchio, dove sicuramente è più facile per lei, il movimento di acqua e così via, e abbiamo addirittura diciamo la parte dove non è presente, la parte sud della Garfagnana. Questa è la situazione in Garfagnana 10 giorni dopo la prima segnalazione. Gli apicoltori si sono attivati subito. Questa è la situazione della zona di Lucca dopo 1 mese e mezzo dalla prima segnalazione. Questo per dire siate come la Garfagnana, non siate come Lucca, ok? Qui gli apicoltori, addirittura abbiamo trovato dei nidi, segnalazioni apiari ce ne sono molti in questa zona, le segnalazioni non arrivano. Le segnalazioni vi posso assicurare che sono importanti sia nel caso siano positive sia nel caso in cui siano negative, perché anche una segnalazione negativa dà un'informazione, se non il fatto che posso pensare che lì non ci sia velutina, ma non è così importante. La cosa importante è che io so che lì c'è un apicoltore attivo che sta lavorando, e questa è un'informazione molto importante per chi potrà gestire la questione. Se sia qualche lucchese, perdoni. Queste slide fortunatamente le passo, questa però non se ne è parlato, magari io non sono in grado di spiegarla bene, però non è vero che velutina mangia solo l'apis mellifera. La velutina ha una dieta abbastanza variegata, ovviamente mangia ditteri, però dove ci avviciniamo alle zone antropiche, la dieta di velutina di apoidei aumenta, ok? Ma quello che volevo farvi vedere invece è questo. Ho tante velutine in apiario, c'ho il nido. No, questa è la situazione pontremolese, io sono di Pontremoli, questo è stato il primo nido, questo occhio azzurro e bianco, questo è stato il primo nido trovato nel comune di Pontremoli. Noi avevamo un apiario a 300 metri, in quell'apiario abbiamo rilevato la presenza di qualche velutina, si parla di 5 velutine in 2 ore, ok? 5 velutine in 2 ore. Dal nido, parliamo di fine stagione, eravamo già a settembre inoltrato, ottobre, dal nido entravano e uscivano 13 velutine, 20-25 velutine in entrata e in uscita ogni 2 minuti. Noi calcoliamo su 2 minuti per avere un dato un pochino più. Quindi da quel nido uscivano parecchie velutine che però non andavano, pochissime di queste andavano in quel nido, in quell'apiario vicino. Quindi non è così scontato la presenza, il numero di velutine, non possiamo. Fate conto che quell'apicoltore era un apicoltore anche attento e fino a settembre non si era accorto della velutina e aveva un nido a 300 metri ed era un nido molto grosso, quindi non è che si è formato all'ultimo momento. Quindi vedete come non è facile rendersi conto. Questa la foto la rimetto perché in questa situazione noi nel focolaio di Spezia, Toscana, una situazione così non l'abbiamo ancora vista adesso, dopo 6 anni di presenza di velutina. Le 10, 7, 8, 10, 20, 30 velutine davanti a un'arnia è un'immagine
che speriamo non arrivi mai, ma comunque è una situazione che c'è in certe zone, soprattutto l'esponente ligure, in Francia, in Spagna sicuramente, da noi non è ancora così dopo 6 anni. Quindi se voi vi aspettate di arrivare in apiario, mentre togliete i melari, di accorgervi se c'è velutina o no, non è così. Non è così, la velutina non si vede poco, quindi andiamo tutti a casa, cosa serve stare qui? Abbiamo parlato di velutina per cose, tanto non si vede neanche. È chiaro che se si attiva una situazione che cerca di contrastare la problematica, probabilmente a questa situazione si potrebbe anche non arrivare. Se non si riesce a lavorare insieme, si arriva qui e allora poi ci se ne accorge. Però questo per dire che è importante mettere in piedi un certo tipo di monitoraggio, qualcosa è già stato detto, qualcosa dovrei aggiungere, per capire il prima possibile se abbiamo una velutina. Questo è fondamentale. La velutina ovviamente si riconosce molto facilmente sia dal colore sia dal modo di cacciare. La tecnica di caccia di velutina è quella di fare completamente l'opposto di quello che fa la vespa crabra. La vespa crabra arriva, danza davanti agli alveari, si punta con la faccia all'alveare, cerca di andare a prendersi l'ape dal predellino, cerca l'ape che è caduta, comunque si avvicina, a volte si appoggia nel predellino, le api possono anche contrastarla, però va di faccia contro le api verso l'arnia per catturarle. Questo volo dà molto, le api fanno quella sorta di testuggine, si alzano un po', però difficilmente, con anche tante crabre, abbiamo visto disturbare il volo delle api, anche se si allargano. Velutina ha questo modo completamente diverso, sta fuori dall'arnia, 10-20 cm davanti, spalle all'arnia e guarda le api che tornano e cerca di catturarle. Il professor Peccioli dell'Università di Firenze fa... La velutina fa questo, la posizione che lui definisce the goalkeeper, che è il portiere. Antonio quando lo fa è molto più bravo, io non sono... però allarga le zampe e addirittura sembra che da alcuni avvistamenti e alcuni video a ripresa che ha fatto proprio Antonio, addirittura sembra che l'ape gli rimanga proprio attaccata alle zampe, quasi che non sia la velutina che la cattura, ma l'ape che rimane attaccata alle zampe. Poi ovviamente la velutina se la prende, ma queste... Poi cosa fa? La velutina va, si posiziona davanti si posiziona su un ramo lì davanti, più vicino di solito, e in circa 4 minuti pulisce la sua preda. Che cosa mangiano le velutine adulte? Ma di che cosa si nutrono le velutine adulte? Proteine? Catturano le api perché mangiano le proteine? No. Le velutine adulte mangiano zuccheri. Perché catturano le api? Perché le larve delle velutine sono carnivore. La vespa che vi mangia il prosciutto d'estate sul panino non è carnivora, quella vespa lì, è carnivora la larva che lei deve andare a nutrire. Quindi la velutina cattura l'ape, la pulisce, toglie tutto quello che non è altamente proteico per lei e quindi toglie la testa, toglie le ali, toglie le zampe, toglie l'addome. Se voi guardate, vedete proprio cadere queste cosette, la letta che cade, la zampetta, 4 minuti ci mette più o meno per pulirla, si fa questa polpetta di torace dove ci sono i muscoli alari più proteici e questa polpettona se la porta all'aria e la dà da mangiare alle larve. In cattività la velutina dà dei pezzi di boccone a diverse larve, è lei che passa, accosta in cattività, perché l'ho visto, l'ho fatto a Gela dove mio figlio faceva essiccare i formaggi e ci ho attaccato un nido di velutina e l'ho un po' osservata. Si vede, gli davo da mangiare le api, aprivo la porta, gli davo 5 api, chiudevo, lei si prendevano le... Si vede proprio questa velutina con la polpetta in bocca che imbocca le larve in diverso, una dopo l'altra, la larva si stacca un pezzo di questa polpetta, poi le passa davanti all'altra. Non so se nel nido fanno così, non penso che ci siano in cattività fa così. Torna, dopo aver alimentato le larve, torna al nido e torna all'alveare e ricattura un'altra velutina. Quello che abbiamo messo in piedi come no, questo però volevo ribadire, non è facile vedere le velutine in apiario, ok? Se quando
sarà facile vedere le routine in apiario, sarà troppo tardi. Speriamo di non. Formazione, l'abbiamo già detto, formazione. Noi funziona molto bene, una volta trovato un apiario positivo in una zona nuova dove la gente non è molto informata, portare lì gli apicoltori a vedere e fargli vedere la velutina in volo. La vedi una volta, non te la scordi più e non la confondi più. All'inizio ti vengono 1000 dubbi. Il retino entomologico, purtroppo gli apicoltori da noi hanno la leva, l'affumicatore e il retino entomologico. Comunque può servire, questo costa 60-80 euro, ci sono anche un po' più economici, però il retino da pesca non ti aiuta. Se io ho un dubbio, vedo una vespa e con la leva la spiaccico, poi non posso sapere, mandare la foto perché non si capisce, la catturo col retino e riesco a fare una foto. La scelta elettrica? Sì, anche. Diciamo che il retino ci ha aiutato anche per marcarle, noi le abbiamo colorate per vedere, abbiamo fatto un po' di sperimentazioni per capire, ci abbiamo un po' giocato, ma in effetti ci è servito capire alcune usanze, diciamo, alcune cose che la velutina fa per poi lavorare anche sulle metodi di contrasto. Sulle trappole abbiamo già detto tutto. Ricordo che il trappolaggio delle regine si fa in primavera, ma si fa anche in autunno, perché le regine che dal nido escono poi devono invernarsi e girano e potrebbero finire in una trappola. Birra, poi possiamo stare qui un'ora e mezzo a farci le ricettine di giallo zafferano, sicuramente. Inutile, se volete, c'è uno studio degli spagnoli, non so se di campo o scientifico, che la cosa che sembra attrarre di più le velutine sia il succo della ceratrice, quel mieletto che esce dalla cera, che poi fermenta. Capite che non è facilmente riproponibile nel tempo questo, quindi si preferisce a livello associativo di dire meglio 1000 birre, 100 birre che non 3 apicoltori che fanno la chimia e poi però sono in 3 e lo fanno una volta perché poi l'hanno vinta. Quindi birra chiara, normalissima del discount, 15 giorni, sarebbe meglio ogni 7, ma soprattutto nel periodo in cui interessa a noi, primavera, autunno, va bene anche ogni 15 giorni, e controllare quello che c'è nella trappola. Su questo poi mi rifermo un attimo. Comunicare i dati, ovviamente, a noi piace molto che ci vengano comunicati anche i dati negativi. Abbiamo inserito la colonna Vespa Crabro perché aiuta l'apicoltore a capire che deve guardare dentro quella bottiglia. Se tu devi contare le vespe Crabro, le guardi e le conti e nel frattempo ti accorgi se in mezzo c'è una velutina. Perché una cosa che non viene quasi mai detta è che la velutina da sotto ha delle chiazzette gialle che quando sono dentro la bottiglia, un po' di cose insieme alla birra, sembra una vespa crabro, perché di sopra è un po' più arancione, ma di sotto c'ha un po' delle chiazzette gialle. Quindi tantissimi apicoltori esperti no, è successo che apicoltori molto esperti in alcuni casi non avessero visto le velutine dentro le trappole, pur guardando e vedendo le crabro, ma le avevano scambiate per crabro. Quindi un minimo, quella cosa un po' schifosa che quando prendi, svuoti la trappola e c'è tutta sta roba, un minimo, un bacchettino e frugarci un attimo, contare quanta roba c'è, contare le crabro, ci permette di vedere se c'è una velutina. Che ripeto, ci sono dei momenti in cui magari trovi 10 crabro e una velutina, e se non fai questo ovviamente non riesci a segnalare. Questo è un po' il punto focale che secondo me è importante. Pagare un dipendente per stare seduto in apiario a guardare davanti alle casse è un pochino da... Lo so, abbiamo tantissime cose da fare, però vi posso assicurare che in stagione, quindi diciamo luglio, agosto, settembre, in stagione parlo della stagione di caccia della velutina, il modo più efficace per vedere la velutina è questo, molto più delle trappole, molto più delle trappole. Questo ci permette di avere una buonissima probabilità di incontrarla se ce l'abbiamo solo poche. A noi è capitato di avere una velutina, marcarla di rosso, me lo ricordo, a Casano, e notare in un mese di avvistamenti, non tutti i giorni, però spesso, sempre la solita stessa velutina marcata di rosso arrivare ogni 13 minuti davanti alla stessa arnia. Adesso
adesso non è sempre così. Però in stagione, soprattutto nei mesi citati luglio, agosto, settembre, le velutine sono abbastanza costanti, abbastanza abitudinarie. Questo ci ha permesso di fare questo protocollo di monitoraggio. Se io monitoro stando davanti agli alveari fermo, non facendo altro, per 20 minuti, non mi stiamo facendo, per 20 minuti io ho un'altissima probabilità di trovare quella velutina che sta cacciando in quell'alveare, in quell'apiario, se c'è. Da soli, se la linea è dritta, è fatta bene, come piace agli apicoltori, come non piace ovviamente alle api, ed è pulito, si possono monitorare anche 30-40 alveari, perché comunque il volo della velutina si vede, poi mi avvicino per verificare, però se vedo qualcosa di strano lo posso vedere. È chiaro che se siamo su più livelli, siamo storti, abbiamo dello sport, ci vuole più di 2 anni. Però di solito non è che chiediamo agli apicoltori di fare 50 monitoraggi in apiario, che da dove non è conclamata la presenza di velutina, di solito si fanno 3 monitoraggi all'anno, uno a luglio, uno a agosto e uno a settembre. Si può fare in una zona come la vostra che è un pochino più a rischio, magari una volta in più, magari a luglio, agosto lo faccio 2 volte, però si tratta di perdere un'ora, 20 minuti non sono tanti. Se io ho un apiario lungo posso fare una volta da una parte e una volta dall'altra, proprio perché aiuto magari a guardare meglio una zona piuttosto che un'altra. Però questo è quello che ci permette veramente di accorgerci della velutina. Voi fate conto che noi è successo spesso che l'apicoltore non segnalasse velutina, continuasse a sostenere di non averla, vai in apiario, gli fai questo monitoraggio e lui stesso si accorge di averla. Della sperimentazione vi ha parlato già Laura. La speranza è quella di poterla applicare sui territori dove c'è presente velutina. La speranza, almeno dal mio punto di vista pratico, un pochino anche se volete poco autorevole, però personalmente io spero un domani che si possa avere autorizzato l'utilizzo del metodo Z, che è un metodo che prevede, come spiegava prima Laura, l'utilizzo di un biocida molto selettivo. Noi stiamo prendendo l'insetto target e lo stiamo avvelenando lui, non stiamo spargendo un prodotto nel territorio sperando di beccare anche il nostro insetto target, stiamo trattando quello singolarmente. Ovviamente se il metodo potesse essere liberamente, questo utilizzandolo in maniera corretta e secondo me auspicabile formazione e anche aiuto da parte delle associazioni, questo strumento può essere uno strumento veramente efficace. Il problema è che se ci riferiamo alle associazioni, le associazioni possono, speriamo, cercare di portare avanti delle sperimentazioni. Stiamo parlando di un ambiente protetto con gli apicoltori, si mettono laddove gli apicoltori si sono messi a fare cose da sole e hanno veramente fatto dei danni. Avvelenamenti di alveari, avvelenamenti di prodotto, avvelenamento, insomma. Intanto scusate, io vado un po' lo so, la gente quest'anno ha visto un sacco di vespe crave perché la vespa cravo si avvicina, si appoggia. Se tu tratti una vespa cravo e ti entra nell'alveare, è come se tu sparassi una bomba nell'alveare. Velutina sta staccata, non entra nell'alveare. Poi vedremo che a settembre-ottobre può capitare che entri anche lei. Quindi qui non ci vuole fare da te, qui ci vuole della comunicazione, ci vuole fare rete, cercare di collaborare e cercare di segnalare la questione in modo che si possano fare le cose fatte bene. Un'altra cosa ovviamente quindi la lotta poi attualmente riguarda, se non casi di sperimentazioni, però da gestire in maniera molto particolare, ovviamente c'è la questione della trapolaggio e della neutralizzazione dei nidi. Però i nidi non si trovano, cioè, o meglio, non si cercano, perché se li cercate perdete un sacco di tempo. È successo solo un caso in 6 anni che io conosco, io ho l'attivo ormai più di
di 100 nidi neutralizzati, o quasi 100 nidi neutralizzati, ne ho visti parecchi, nessun apicoltore è mai riuscito a trovare un nido. Ho le api, le guardo, vedo le vespe, le seguo, sono lì, sono là, potrebbe essere quella zona, domeniche intere passate a cercare i nidi. È successo solo un caso, quest'anno a Bedonia l'apicoltore però era già quasi a dicembre, ormai novembre, quindi foglie già cadute e così via. È riuscito dopo un po' a trovare sto nido, ma un po' più casualmente che cercando. È chiaro che la popolazione è tanta, attivarsi con i CAI, con i cacciatori, con i vari osservatori, è chiaro che ci permette di avere informazioni, ma qualcuno potrebbe incappare in un nido e segnalarcelo. Però veramente metterci noi a cercare così il nido di solito non funziona. Però è chiaro che se arriva una segnalazione di un nido, è chiaro che si deve intervenire. Allora qui c'è la possibilità di organizzare dei corsi per neutralizzatori di nidi che applicano questa attrezzatura, utilizzando questa attrezzatura neutralizzano i nidi. L'attrezzatura è molto semplice, però l'attività va fatta con cautela, va organizzata bene, ogni nido ha un po' la sua storia. A volte non è proprio neanche possibile arrivare a neutralizzare un nido. Comunque, si tratta di utilizzare una polvere con permetrina che attraverso questo barilotto, insomma, a pressione, viene messa a pressione attraverso un tubo e un'asta, si arriva con un tubo rigido a forare il nido e a insufflare all'interno del nido questa polvere di permetrina. È successo di un apicoltore che è andato a neutralizzare un nido con la vespa di velutina con lo spray, quello per i calabroni, l'ha sparato, ha rotto un po' il nido, sono uscite diverse centinaia, se non quasi 1000 velutine, e praticamente ha rischiato veramente grosso. Fortunatamente era vestito, però insomma. La polvere permette di invadere il nido in maniera efficace, in tempi brevi, le velutine non muoiono subito, ma quasi subito iniziano ad avere dei problemi, e quindi abbiamo un'efficacia sicura e così via. Però è un metodo che va insegnato, va imparato, e ci sono dei tecnici che sono formati apposta per farlo autorizzare. Poi dopo ci sarà tanto tempo per le domande. L'asta che vedete costa 200 euro di alluminio, ma arriva a 12 metri. I nidi ci sono anche nidi a 10-12 metri, ma spesso i nidi sono a 20, 25, 30 metri, quindi ci vuole un'asta diversa, un'asta di carbonio, alto modulo. Abbiamo acquistato con il Toscana Miele una di queste, ora abbiamo fatto dei preventivi per migliorare un pochino la questione, per avere un'asta in carbonio fatta bene, per arrivare al 90% dei nidi che abbiamo trovato, perché comunque alcuni non ci si arriva, costa circa 6.000 euro adesso. Insomma, hasta la vista. Allora, dei nidi è già stato detto tutto, aggiungo alcune cosette. Questo è un nido primario. Questo è un nido primario di cosa? Di che cos'è? Non si può sapere. I nidi primari non si può sapere se sono di crabro o di velutina. Non si riconosce. Si può riconoscere solo, i colori cambiano a seconda di che cosa trova la velutina si può sapere solo se vedo l'abitante. Okay? Quindi un nido spopolato. Ora all'Università di Firenze con un Vitacello di K stanno provando ad analizzare il nido. Sapete che il nido è fatto da cellulosa che le vespe grattano dalle cortecce degli alberi, poi le impastano e fanno questo cartone impermeabile. Okay? Il cartone è reso impermeabile dalla saliva, tutto bene, ed è però reso invece coibentante invece dalla struttura stessa del nido. Però la sostanza è cellulosa e saliva della vespa. Sembra che ci possa essere un modo analitico di distinguere la saliva, però ci stanno lavorando. Questo ve lo dico perché se voi trovate un nido vuoto a maggio, giugno, luglio, non potrete mai sapere se era velutina o no. Invece, se voi trovate un nido in primavera, marzo, aprile, insomma, così, e lo vedete,
se aspettate qualche minuto è probabile che arrivi l'abitante. In quel caso lì potrebbe anche essere solo la regione che da sola sta facendo tutto quello. A quel punto potete essere certi di che cosa avete trovato. Tra l'altro, togliere un nido primario a aprile senza assicurarsi di che cosa c'è dentro è una cavolata enorme, perché poi la regina, tornando, non trova più il nido, va a fare il nido da un'altra parte, quindi noi non abbiamo fatto niente. Quindi è fondamentale aspettare qualche minuto per vedere appunto che arrivi l'abitante e eventualmente neutralizzarlo con l'abitante all'interno. Tra l'altro spesso sono attaccati sotto i terrazzi, si va lì con un vaso da miele da chilo e si stacca, è molto semplice. Ovviamente molto più che poi gestire il nido secondario. Questo è il nido primario riallargato un pochino, questo è lo stesso nido poi che è stato collocato nella zanzariera e tenuto un po' d'occhio, poi mi sono ammalato di Covid e mi è morto di fame. Vabbè. Questo è un nido che su una caccia. Allora, questo è facilmente visibile, non è facilmente raggiungibile. Vi posso assicurare che con questo qua l'unico modo che avevamo per poterlo neutralizzare era un tree climber, che però non è riuscito a salire perché l'albero era pieno di edera e ci sarebbe voluto 3 giorni di sboscamento per poterci arrivare. Quel nido lì è rimasto lì, poi d'inverno però insomma, questo i vigili del fuoco non ci si arrivava perché era in mezzo a un bosco. Questo è sempre lo stesso nido. Questo lo vedete il nido? No, c'è, ma non si vede. No, questo per farvi capire che in stagione, e per quest'albero qua la stagione dura 12 mesi, il nido non si vede, cioè è difficilissimo vedere il nido. Vi posso assicurare che il primo nido che è stato trovato con il radar armonico di Torino a circa 30 metri di distanza in linea d'aria, sapevamo che era in quell'albero perché avevamo visto ormai tutte le tracce arrivare lì, e col cannocchiale in 4 persone non si vedeva. A un certo punto uno dei 4 l'ha visto e passando il cannocchiale a me io non lo vedevo già più, poi gliel'ho ridato a lui e non lo rivedeva più neanche lui. A seconda della luce, di come ci mettiamo, è chiaro, questa è la situazione, non si vedono, però se ce l'ho nel giardino di casa magari chi abita lì magari se ne accorge. E questo è importante, le segnalazioni, divulgare, perché è molto più probabile che ce lo segnali qualcuno che lo vede per caso che non noi che ci accorgiamo di tutto. Io ho rischiato di fare incidenti in tutti i modi, ormai mi guido per strada guardando gli alberi, non ho mai visto un nido io personalmente. Quando vado a cercare i funghi non trovo mai funghi, però non trovo neanche i nidi. Quando vai a funghi c'è i nidi. Quando vai a funghi c'è i nidi. A Maiorca hanno utilizzato il pesce, hanno preso il pesce, l'hanno messo vicino, quando le velutine andavano a mangiare il pesce, guardavano dove andavano, toglievano il pesce, lo riportavano nella zona dove avevano perso le velutine e così dopo circa una settimana di lavoro hanno trovato il nido. Quando l'ho detto a un mio amico a cosa mi ha detto: ma noi pescavamo i pesci con gli insetti, voi prendete gli insetti con i pesci? No, Savino un vero e proprio nido secondario, ma è un nido primario allargato, poi allargato diventa un nido grosso, lo chiamano nido maturo. Il secondario è quando viene delocalizzato da un'altra parte, questo corporato ci tiene. Anche questo è un altro nido. Ecco, qui si vede benissimo, adesso questo muso non è una costante, ma capita spesso. L'entrata, però questo mi serve per farvi capire che il nido non è facilmente riconoscibile neanche qui tra velutine e crabro. Se il nido è bello libero e ha la classica forma tondeggiante o da damigiana, è molto probabile che sia di velutina sicuramente. Le vespe crabro, però la caratteristica invece chiara è l'apertura. L'apertura dei nidi di vespa velutina è sempre in alto, ok? O comunque a mezza altezza. Le vespe crabro ce l'hanno in basso, proprio nella non so come si chiama. Sulla parte nella verticale, quindi questo è abbastanza chiaro. Poi è chiaro che quando vediamo dei palloni così sui rami degli alberi, non nei tronchi, non attaccati al tronco principale, ma inglobati nei rami anche più fini della chioma, palloni grossi così,
L'altro dubbio nelle foto può essere col nido di Dolicho vespula. Il nido di Dolicho vespula è posizionato più o meno come i nidi di velutina, molto più bassi, quindi nei cespugli più bassi. Può capitare, almeno noi tante volte ci arriva la foto di un nido, cavoli, ti arriva il primo piano, vedi sto nido tondo, dici, boh, i colori non si capiscono bene, pensi dalla forma e dal fatto che non è attaccata a un ramo che possa essere di velutina. Poi vedi le dimensioni, piccolo così, è chiaro che è più probabile che sia di Dolicho vespula, anche se i colori sono diversi. Anche così la Dolicho vespula. Anche più grossi, però è chiaro che non li fa a 25 metri sopra l'albero. Vabbè, anche, ok, va bene, ok. Comunque, diciamo che per identificare un nido la cosa migliore è guardare se c'è qualche individuo che... Noi non diamo mai per scontato che una segnalazione non possa essere velutina, andiamo sempre a verificare, ok? E l'unico vero modo per verificare che non si tratta di velutina è veramente verificare la presenza degli alunni. Comunque questi nidi qua, questa è l'asta in carbonio di cui vi dicevo, qui siamo sui 20 metri di altezza, vedete, adesso vi faccio vedere il particolare, qui si vede l'asta, la parte terminale, c'è questo tubo che si infila dentro, viene forato e viene sparato all'interno. Qui siamo a 25 metri da terra, vedete l'asta è stata allungata per tutta la sua lunghezza e gestire comunque un'asta da 25 metri in carbonio con il tubo e poi il nido non sempre si vede dove più sei, quindi ci vuole qualcuno che te lo dica, ma poi destra, più a sinistra, poi magari sei su una scarpata così, quindi da qui ci arrivo... I fili della luce? Come? I fili della luce bisogna fare. Bravo, l'altro argomento sono i fili della luce, e quindi insomma vedete come ogni nido è veramente un'avventura. Questo è un nido particolare, è la mia personale foto di un nido particolare, ma se guardate in giro ce ne sono tanti. Non è vero che la velutina fa i nidi solo a 25-30 metri d'altezza, quindi non è un grosso problema. Parlo per la salute pubblica, per la sicurezza pubblica. Questo era un nido a colonnata in un muro a 30 cm da terra, la gente ci passava davanti. E insomma, è chiaro che poi lo vedi, però insomma, se io invece ho un cespuglio e vado con il cespugliatore e rompo il nido, non so se la racconto. Quindi ci sono nidi anche meno. Questo è il classico nido di velutina in cima agli alberi, damigianone, da circa 1 metro di diametro, poco meno. Vedete però come i rami sono proprio inglobati all'interno. Non è attaccato a un ramo, è proprio costruito intorno ai rami ed è stabilissimo. Piogge temporali possono danneggiarlo, ma insomma di solito grossi danni non li fanno, anzi. Questo è il nido all'interno, avete già visto, questo è il motivo per cui le vespe velutine hanno ottenuto il 110% nella presentazione. La velutina non termoregola l'alveare, il nido lo coibenta, non produce calore. Dagli studi particolari, almeno da termocamera si vedeva che insomma è una questione di coibentazione. Per quanto riguarda il monitoraggio attivo c'è una novità che però anche lì non sappiamo quanto poi sia divulgabile, nel senso presente sul mercato, ma è una tecnologia reale che funziona, che è un microfono che riesce a distinguere la frequenza alare della cravo da quella della velutina, e quindi mettendo dei microfoni magari acquistati con qualche finanziamento magari riusciamo a monitorare, perché comunque ripeto, il monitoraggio dell'apicoltore in campo è molto molto efficace. Se noi riusciamo a sostituirlo con questa tecnologia potrebbe essere questo è il famoso radar. Io posso assicurare che ci ho lavorato parecchio con questo radar, non è una cosa utilizzabile per la lotta alla velutina, è una cosa che potremmo utilizzare per trovare un nido magari popolare nuovo, potremmo, però insomma non è. Adesso tra l'altro la tecnologia prevede, questo radar è un radar navale, pesa 180 kg, è smontabile in 20 pezzi, per montarlo e smontarlo ci vuole mezz'ora di lavoro di 2 persone, per trovare un nido l'abbiamo smontato e rimontato una decina di volte, in punti diversi. E una volta abbiamo dovuto anche fare 1 chilometro a piedi per andare in un campo, con 150 persone.
capite che questa è la telemetria di cui vi ha parlato Laura. Aggiungo solo il fatto che con l'Università di Firenze di Pisa sembra che grazie a un finanziamento regionale che speriamo arrivi potremmo acquistare questa attrezzatura, che però poi va messa in funzione. Non è semplice utilizzare queste attrezzature, e poi chi le utilizza, chi è che cerca i nidi, chi è che perde giornate intere a cercare i nidi, e poi comunque i nidi vanno distrutti, vanno neutralizzati, quindi sono problemi su problemi. Ho praticamente finito, ancora 2 minuti. Dopo. Allora, questa è per farvi vedere l'evoluzione del focolaio. Quindi noi stiamo ragionando come Spezia più Massa più Toscana come un nuovo focolaio che è iniziato nel 2017 con l'arrivo a Spezia e poi si è sviluppato. Teoricamente non si è ancora collegato con gli altri focolai del Ponente Ligure, non è ancora collegato teoricamente, quindi è ancora un focolaio, e questo focolaio ha fatto 30 km in 5 anni. Okay? La Laura ha parlato prima che si stima in alcune zone che abbia fatto 100 km all'anno per il sviluppo naturale, qui ha fatto 30 km in 5 anni. Il problema è che poi nell'ultimo anno ne ha fatti altri 30. Ok? Che la zona di Spezia e Massa è stata gestita molto bene. Noi facciamo le fiere, quando gli apicoltori vanno e vendono il miele, di solito noi abbiamo il banchetto, invece che vendere il miele portiamo il nido di Gasparutina. A Carrare a Massa, quando tu porti il nido, la gente viene e dice, lo sanno già. Se vai in Versiglia, cos'è che è la ruttina? Quindi non so, l'azione fatta nella zona, diciamo, originaria del focolaio è stata un'azione, e lì l'evoluzione, io non so se sono collegabili, però i famosi 30 km in 5 anni. Faccio vedere, questo è lo studio Stop Velutina, il progetto LIFE, che hanno implementato i nidi nel Ponente Ligure. Vi faccio vedere la mia slide più riepilogativa. Questa è la situazione dei nidi ad oggi, è un po' aggiornata rispetto a ieri, perché abbiamo avuto un po' di segnalazioni negli ultimi giorni e le ho aggiornate ieri apposta per venire qua. Questi sono i nidi. Allora, a sinistra vedete 2017-2018, quelli lì sono gli anni, l'anno 0, l'anno 1, l'anno 2, l'anno 3, l'anno 4, l'anno 5, l'anno 6 del focolaio di Spezia Massa. A destra, tutta a destra, 2013-2018 sono l'anno 1, l'anno 2, l'anno 3, l'anno 4, l'anno 5, l'anno 6 del focolaio del Ponente Ligure, del Ventimiglia e così via. Quindi nel Ponente Ligure c'è stata un'evoluzione da 5 nidi a 887 nidi nel giro di 6 anni. Ok? Questi sono i nidi trovati e neutralizzati, magari ce ne sono altri 8.000 non trovati, però diciamo che stiamo confrontando i dati rilevati. Confrontando con i dati trovati a Spezia e a Massa, vedete come da 0 siamo stati bassi i primi anni, quindi quest'anno c'è stato un bel incremento, però siamo ancora a 155 contro gli 887. Cosa vuol dire questo? Non lo so. Noi continuiamo a fare il lavoro che stiamo facendo, non sappiamo se dobbiamo prenderci il merito, ma non ci interessa, ma sicuramente continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Niente, ho finito. Qui volevo solo dire che il monitoraggio trappolaggio ha una funzione ha varie funzioni. Qui e in tutte le zone dove non c'è ancora conclamata presenza di velutina, il trappolaggio ha una funzione fondamentale, che è quella di poter dare l'allerta precoce. Questo vuol dire che voi dovete guardare dentro le bottiglie cosa c'è. Noi possiamo, siamo più fortunati, permetterci di non guardarci, perché non sappiamo che c'è la velutina, non ci interessa sapere se l'ho catturata. Quindi noi risparmiamo un sacco di tempo a non guardare dentro le bottiglie. Però vi posso assicurare che è meglio perdere tempo a guardarci dentro. Non so se è chiaro, ci ho scherzato su, ma è fondamentale. Cioè, fare trappolaggio in una zona dove non c'è ancora, dove non si sa ancora come è messa, e non guardare dentro la bottiglia è un po' parecchio zoppa come accusa. L'altra questione, mi limito a parlare di queste due cose in rosso, cioè tutto questo che abbiamo parlato
ha senso se tutti noi lo facciamo, ma ha senso se tutti noi anche ci attiviamo nei confronti degli altri. Ricerca degli apiari vuol dire che se io ho un vicino che non è qui oggi, domani vado a parlargli di quello che è stato detto oggi. Se trovo uno che non è dell'associazione, vado e cerco di... insomma, questo lo potete fare solo voi, o meglio, lo potete fare molto meglio voi che non altri. L'altro aspetto è la gestione delle segnalazioni. Ti arriva un messaggio dal vicino di casa che ha trovato una vespa strana perché sa che sei apicoltore, non girare a Meridio, oh c'ho uno che ha trovato, no, vai un attimo, ci perdi 2 minuti, vai a vedere, verifichi, fai un controllino e magari fai una foto fatta bene e a lui gli mandi una posizione e una foto fatta bene. Perdi un attimo, ma se tutti facciamo questo perdi un attimo, riusciamo a concentrare meglio le informazioni e a divulgarle meglio. Questa è un'altra forma di divulgazione, un murales fatto a Carrara, dove questo Z è un writer famoso, Z1, ma voleva fare un murales sulle api, fatto con quelle vernici che possono inquinamento. L'abbiamo portato in apiario, quando ha visto la velutina ha detto, cavolo, devo metterci anche la velutina. E ha disegnato queste velutine un po' stilizzate, e tra l'altro c'è un QR code che inquadrato fa sentire un audio, e grazie a degli amplificatori sonori, si sente l'audio dell'apiario e dell'attacco della velutina. C'è un suono diverso e quindi molto dal punto di vista divulgativo per far conoscere. Bene. Io inviterei il relatore a tornare a tavolo e aprirei anche domande, dibattito. Stefano non ci ha fatto vedere alcune cose che avevamo visto in un incontro a Genova, e anche quelle facevano impressione, vedere tutti i secchi, vini di sciroppo e strati di velutina catturati. Questo per dire che effettivamente la situazione in Liguria e a Massa Carrara è drammatica, ma se noi la preveniamo con i suggerimenti che abbiamo ottenuto oggi, potremmo non arrivare a questo. Ecco, io aprirei il dibattito, una mezz'oretta, chi vuole intervenire. Mi permetto di fare anche una forzatura nel dare la parola a un personaggio che è venuto oggi e che considero anche un amico degli agricoltori e nonché agricoltore, che è Paolo Fontana. Due parole. Io volevo fare una domanda in realtà. Vabbè, Gerardo Meridio. Io devo parlare al microfono. Quello del... Questo qua. Buongiorno. No, intanto avete scelto la crème della crème, quindi per quanto si senta parlare da Laura Bortolotti di vespe a velutina o cravo, sembra sempre la prima. Scherzi, complimenti. Io non ho esperienza diretta di vespa velutina, se non l'estate scorsa in un'isola della Normandia, l'Île de Groix, dove c'è una particolare situazione apistica, cioè lì si è conservata l'ape mellifera locale, ci sono diversi apicoltori, diverse colonie che vivono nelle mura, nelle case per conto loro di ape mellifera, e non trattano contro la varroa, tutti felici. Io ero lì ai margini di questo convegno, c'era una siepe fiorita e vedo dei grossi menoteri che vanno a bottinare da questi fiori. Ero con Valeria Malagnini, dico, ma questa qua è vespa velutina. Allora chiedo, ma scusate, qui con la vespa velutina, ah no, noi siamo pieni, però non c'è nessun problema. E questi apicoltori della Normandia mi dicevano che anche in tante altre zone della Francia, dove insomma la vespa velutina aveva creato notevoli problemi, un notevole allarme, in realtà
Adesso non gliene frega niente a nessuno. Allora, io non ho approfondito questa cosa perché ne ho tante da fare, però a me piacerebbe capire anche un po' quello che è successo laddove tutto è partito. Voi avete delle informazioni in tal senso? E poi l'altra cosa è se esiste una quantificazione dei danni anche in Italia. Scusate, sono un po' privato. Grazie. Vi ho messo in una buona situazione. Sì, molto, anche perché tra l'altro siamo venuti assieme in macchina da Bologna con Stefano e parlavamo esattamente di questo argomento. Quindi... Ho le microspie, altro che i palloncini. Vabbè, io dico qualcosa, poi dopo ovviamente se altri colleghi hanno altro da dire. La Francia è effettivamente per noi un po' un bolero di informazioni, non che le siamo, cioè probabilmente conoscendo persone si riescono a reperire, però devo dire che dall'inizio, quando è arrivata e c'è stato un allarme enorme, da lì che venivano i dati di perdite di alveari variabili tra il 50 e il 100% di un apiario. Quindi all'inizio era veramente una cosa drammatica. C'è stato tutto un problema di rapporti anche tra apicoltori e mondo della ricerca, perché diciamo, la ricerca si è molto indirizzata sullo studio di velutina dal punto di vista di biologia, insomma tutti quegli aspetti che piacciono molto a noi ricercatori, ma che interessano meno all'apicoltore, che invece voleva semplicemente liberarsene. E quindi penso, però sono voci, che gli apicoltori abbiano trovato in qualche misura delle loro soluzioni, da bracconaggio massivo a uso di prodotti più o meno legali. Qualcosa mi ha raccontato Stefano, magari dopo ve lo racconta, di qualcosa che si vede in giro, però ecco, dati esatti di quello che è successo dal 2004 a oggi effettivamente non ce ne sono, nel senso che può essere che in qualche misura si sia raggiunto una sorta di equilibrio. È comunque un equilibrio che secondo me in alcune zone deve essere in svantaggio per l'ape da miele, nel senso che prima non c'era, adesso c'è questo ulteriore fastidio, forse tenuto in parte sotto controllo, quindi le perdite magari non sono più quelle iniziali del 50-100% degli alveari, però insomma sicuramente è un ulteriore che si aggiunge ai vari problemi che le ha. Quantificazione del danno, la stessa cosa, è un'informazione che non si riesce ad avere, un po' perché è difficilmente misurabile, nel senso che è difficile scorporare l'effetto della vespa velutina dall'effetto di tante altre problematiche. Però, mentre appunto all'inizio si diceva perdite dell'intero apiario, nel ponente ligure ancora il nostro collega apicoltore Fabrizio Zagni mi segnala interi apiari che sono stati completamente abbandonati, chi invece ha più o meno resistito e ha trovato sistemi per tenerla sotto controllo, ci si è adattato e lì però ecco, quantificare le perdite non è facile, perché a quel punto, se di solito la perdita non avviene nella stagione stessa ma più dopo l'inverno, perché magari la famiglia si è estremamente indebolita, attribuire questo indebolimento e quindi il fatto che non abbia sopravvissuto l'inverno alla vespa velutina o ad altri fattori. Aggiungiamoci che anche alcune zone del Polente Ligure sono quelle che trattano per la varroa, quindi insomma sono tanti fattori da dover analizzare, che diventa difficile avere questa quantificazione. Io non mi sono ancora resa, e nel prossimo progetto di ricerca che vorrei presentare volevo inserire proprio questo, la ricerca di un numero, di un valore. A volte lo dico, visto che siamo in mezzo ad apicoltori, gli apicoltori sono un po' restii a darci informazioni. Quando abbiamo provato nel Ponente Ligure a mandare dei questionari a dire diteci quante ne avete perse, cosa è successo, loro stessi, nonostante fossero molto preoccupati, avevano un po' di difficoltà a restituirci informazioni, perché sembra sempre che vogliamo andare a mettere il naso. In realtà io credo che avere una quantificazione del vero danno da vespa velutina potrebbe essere anche un vantaggio, potrebbe anche essere, non so, forse
quantificato anche ai fini di risarcimenti, cosa che non è mai stata fatta. Insomma, gli agricoltori che hanno perso gli anni per vespa velutina le ha perse buonanotte, visto che tra l'altro è un problema anche di salute pubblica e di una specie aliena invasiva che secondo una direttiva, come ci ha spiegato il dottor Mutinelli, dovrebbe essere tenuta sotto controllo, cosa che invece non viene fatta perché ci devono rimettere gli agricoltori. Ecco. Purtroppo, ecco, non so Paolo, forse ti ha un po' deluso la risposta, nel senso che effettivamente sono mancanza di informazioni. Non so se qualcuno vuole aggiungere. Chiaro quello che hai detto, solo una considerazione, siccome questo tentativo di valorizzare le perdite in apicoltura è stato fatto, l'abbiamo fatto in tanti ambiti, parliamo di varroa, ma raramente si è riusciti effettivamente ad avere un dato, avere un'indicazione che per certi, diciamo, al di là di quello che può essere l'interesse, la conoscenza, sempre conoscenza scientifica, anche per quantificare, anche per, diciamo così, per rappresentare la gravità, l'entità della perdita, quindi del problema alle autorità competenti, dal Ministero a scendere, il poter valorizzare una perdita ovviamente sarebbe sempre importante e utile. Però è un aspetto che nel mondo apistico è sempre stato difficile definire. Posso aggiungere azioni dirette di la Francia, da quel che ne so io, fa molto trappolaggio, catturano molte regine e spostano i alveari, perché comunque velutina inizia a essere un problema luglio-agosto, quindi insomma magari uno dei raccolti li ha già fatti e può spostarsi. Non so se questa è una soluzione che vogliamo, però no, vabbè, ci sono zone, in Francia ci sono zone più o meno colpite a periodi. So che apicoltori hanno i loro posti dove andare, però è chiaro che non è una soluzione, però alcuni si cavano così. Sul catalogo di Icovic ci sono dei prodotti da dare alle velutine che non raccomando, perché poi l'utilizzo di questi prodotti è assolutamente... Conosco un apicoltore spagnolo che ha, quello che vi sto dicendo non solo non lo farei, ma proprio sono anche contrario, però vi dico cosa non dobbiamo arrivare a voler fare. Apicoltori spagnoli che nutrono le api con i fusti dello zucchero, dello sciroppo aperti in apiario, e quando iniziano a volare troppe velutine le api non volano più e volano solo gli alveari, solo le velutine, allora avvelenano lo sciroppo e le velutine in forma massale. Capite che, cioè, io quello che vi dico è fate attenzione, se c'è da fare qualcosa si fa insieme, non ci inventiamo cose, perché veramente l'altro aspetto è invece per quanto riguarda i danni, noi abbiamo diversi episodi in cui arrivi in apiario, soprattutto in zone della Liguria, molto meno, che arrivi e ci sono le api ferme, non volano api, e magari c'hai una ventina di velutine davanti. È successo una volta o due nella parte ligure. Parlo di 50 arnie, 20 velutine che giracchiano e le api ferme, ok? Tu vai, catturi le velutine, le uccidi, fai qualche sperimentazione, insomma, cosa succede? Le velutine per mezz'ora non arrivano più e le api iniziano a volare. Allora io stiamo attenti, comunichiamo le informazioni, cerchiamo di fare riferimento alle associazioni, la ricerca sta andando avanti, i danni non li possiamo calcolare, però 100 calabroni in apiario non creano danni, 10 velutine, 15 velutine incominciano a fermare le api. Il danno da alveare fermo ad agosto è grave. A marzo, quando apri gli alveari. Corrado? Abbiamo dato, sì, poi
Salve, sono Corrado Borghino da Marostica, hobbista. 2 domande sulla dieta che è stata vista velocemente dalla velutina. Se si può quantificare, cioè nel senso, se la velutina può scegliere quant'è la sua dieta di api, anche perché qualcuno ha insinuato che noi con i nostri corsi, il nostro proselitismo, siamo noi che attiriamo, pastoriamo, qualcuno ha detto, siccome quest'anno ci sono stati tanti calabroni, qualcuno ha insinuato, siete voi con le vostre api che le attiriamo. Primo. Secondo, volevo chiedere se si può dare un indice di pericolosità della velutina rispetto al calabrone domestico. Vi spiego. Siccome ci scontriamo, ovviamente, ma mi metto dentro anch'io 10 anni fa, prima di avvicinarmi con gente che non sa nulla di api, di vespe, no, del tipo, l'anno scorso mi chiama l'assessore di Bassano, vieni a vedere il centro Bassano perché le vostre api che avete messo sotto il ponte vecchio di Bassano non permettono ai baristi di servire i dolci. Vai a vedere cos'erano. Intanto le nostre api, le nostre api sotto il ponte di Bassano sono senza api, perché sono solo dimostrative, quindi non c'erano tra l'altro le nostre api. E poi su verificano, erano le vespe, insomma, erano vespe. Ultima cosa, e spero la dottoressa abbia ragione, sul fatto che magari qua nella pianura padana il clima sia ostile, però credo che nella Francia centrale, insomma, il clima continentale sia possibile. Speriamo di no. Bene, grazie. Altri? Prego. Io sono Silvano Lazzarin da Treviso, apicoltore e hobbista. Naturalmente tutto quello che è stato detto è verosimile, dobbiamo veramente stare molto molto attenti a questo calabrone. Però purtroppo l'apicoltura oggi soffre non soltanto di questo problema. Vedo non molta attenzione al cambiamento ambientale che abbiamo subito in questi ultimi anni, perché se guardiamo le pubblicità sembra quasi che l'Italia sia il miglior paese per biodiversità. In realtà nella mia zona la biodiversità la trovo al supermercato, dove trovo di tutto. Quello che è il problema è che non trovo niente del mio territorio. Allora dobbiamo anche qui sviluppare delle attenzioni, creare delle siepi in mezzo all'agricoltura, perché dobbiamo anche combattere certi nemici con la lotta integrata, perché insomma, ci saranno dei predatori delle api, ma ci saranno anche dei predatori per quanto riguarda queste vespe. Il crocione, per esempio, mangia le api, però mangerà anche forse qualche calabrone, qualche vespa velutina. Se creiamo un habitat più idoneo anche per la fauna, io credo che anche questo ci potrebbe aiutare. Io volevo rispondere, cioè sono d'accordo, no, della domanda precedente sull'aggressività. Io ho preso solo una puntura da velutina, ho fatto meno male di una vespa crabber, però probabilmente mi ha preso di striscio. Non è questione tanto di aggressività, o meglio, l'aggressività la possiamo usare come leva verso la sensibilizzazione fino a un certo punto, poi diventa un boomerang. È ovvio che un nido di vespa velutina, noi adesso a settembre-ottobre abbiamo autorizzato dei nidi con dentro ancora 1600 individui. Immaginatevi in stagione, incappare in un nido di quel tipo lì, insomma, c'è veramente paura. Tra l'altro c'è anche tutta la questione legata all'allergia, che non è ancora conosciuta. Il primo nido di velutina catturato vivo, insaccato e congelato e data la ricerca per la veleno l'abbiamo adesso, non so se altri ci hanno lavorato prima, ma in Italia i dottori non conoscono la velutina, chi va, sono stato punto da cosa, se è allergico a chi, capite, il vaccino, non vaccino, la sensibilizzazione, poi è chiaro che uno shock anafilattico si cura a prescindere da cosa è stato causato. Però è ancora tutto molto più complicato per quanto riguarda la routine rispetto invece a quello che già conosciamo. Però veramente i numeri di individui, poi vi posso assicurare, Fabrizio quando lavora con Fabrizio Zagni, nel metodo aziendale, lui è allergico alla velutina, solo prendendo le velutine a torrettino gli vengono così
che la velutina depunizza il veleno, e quindi insomma ci sono diverse particolarità per cui insomma io vado a Mazzarini di Calabrone, ci vado a mani nude, a volte quando vado alla velutina insomma vi posso assicurare che sì, non mi ricordavo prima, è vero, quando si va con la maschera con la rete, la velutina si attacca alla rete e spunta il veleno. Si usano di solito tutte anche calabrone che hanno il veleno, quella parte plastica. No, volevo rispondere per quanto riguarda la questione del clima, e io non vi posso assolutamente assicurare che in Pianura Padana non arriverà. Tra l'altro è stato detto a chi più esperto del territorio di me che la zona dove è stata segnalata quest'anno, insieme all'anno scorso, è una zona con un clima un po' diverso da quello della parte centrale della Pianura Padana. E tra l'altro non è che gli studi dicevano in Pianura Padana non arriverà, anzi dalla prima segnalazione a Bergantino noi ci siamo così allarmati, la rete che ha fatto vedere il dottor Mutinelli così estesa era proprio perché noi ce l'aspettavamo proprio e ci ha stupito che non sia arrivata, però ci ha fatto anche un pochino sperare che magari non da tutte le parti diciamo la crescita sia come è stata in Liguria. E per quanto riguarda l'intervento dell'ultima persona che ha parlato, chiedo scusa ma non mi ricordo il nome, sono assolutamente una porta aperta, un portone, cancello, tutto. Io oltre che di Vespa Velutina mi occupo di impollinatori, di impollinazione, di tutela degli impollinatori e quindi il nostro primo obiettivo è ripristinare un ambiente più naturale, più biodiverso, più tutto, ecco. E questo sono convinta che sia alla base di un equilibrio ambientale, di una resilienza dell'ecosistema che può aiutare. Però qui siamo di fronte a una specie esotica invasiva, come ha spiegato il dottor Mutinelli, e quando le specie sono esotiche e invasive non hanno limitatori naturali. Ci vuole tempo perché si possa trovare un nuovo equilibrio. Da quando è arrivata ci arrivano suggerimenti di ogni tipo, mettete gli uccelli, mettete quelli, andate a cercare i loro predatori parassitoidi nei loro di origine, eccetera, che si possono fare, ma sono comunque impegnative, pericolose a volte e non sempre efficaci. E se invece aspettiamo che Vespa Velutina si ambienti nel nostro territorio e trovi come troverà prima o poi i suoi limitatori naturali, comunque non stiamo parlando di 1 o 2 anni, ma stiamo parlando di tanti anni e comunque di una perturbazione del sistema che ormai c'è. L'arrivo di Vespa Velutina è stato un sintomo delle trasformazioni negative che stiamo facendo noi all'ambiente. La soluzione sicuramente passa per un ripristinare ecosistemi più equilibrati e più naturali, però purtroppo siamo anche andati un pochino oltre, ci vuole tempo. Chiedo io una cosa, predatori naturali nei paesi di origine ce ne sono oppure no? L'uomo che mangia le larve. Viene allevata, fanno allevamenti artificiali e mangiano, sì, possiamo provare. Qui c'erano già delle belle sperimentazioni proprio in Veneto dai miei colleghi del CREA di Baticoltura sulle tomofagie, insomma. E a parte quello ci saranno sicuramente dei predatori naturali, però è anche vero che comunque là è una specie autoctona e quindi le stesse api sono meglio adattate, hanno questi meccanismi di difesa come il polling, come il fatto di cuocerla, lo shimmering, quindi quei movimenti che fanno sui favi per spaventarla. Cioè, il problema è sempre lo stesso, cioè qui da noi e per le nostre api è una specie aliena e così per tutta la nostra fauna. Adesso non so se là ha qualche predatore, però sicuramente se è una specie autoctona di là, non consiglierei di portarla qui, se no facciamo danno su danno. L'informazione che stiamo ottenendo, quindi non abbiamo nessuna velleità e non abbiamo nessun ragionamento, è solo un'informazione che stiamo registrando
quindi non voglio aprire nessun argomento riguardo alla selezione, ma stiamo segnando, tenendo segnalate le famiglie che hanno le vespe crabro. A volte può capitare anche qualche velutina morta davanti all'arnia. Se voi guardate in apiario può capitare che una o due famiglie abbiano delle vespe crabro morte davanti all'apiario. Non stiamo facendo nessun altro tipo di ragionamento, però stiamo tenendo queste informazioni. Diciamo che una eccessiva docilità, una selezione spinta alla docilità dell'ape mellifera certamente non facilita. Io non ho dati scientifici, ma osservazioni dirette. Le famiglie un po' piccantine, diciamo, quando le apri si posano una vespa, in un attimo la fanno fuori. Una domanda. Aggiungo solo una cosa, mi è venuta in mente adesso, che il collega Belga, dove è arrivata anche lì la velutina, loro sostengono che li tengono sotto controllo con le galline. Io questa cosa delle galline la sento dall'inizio, da quando è arrivata in Italia, ma non mi risulta che sia stato mai un metodo di controllo. Adesso non so se in Belgio hanno situazioni diverse per cui sono sufficienti le galline. Come le galline, come predazione in realtà, la cacca di galline come deterrente per l'arrivo, e adesso stiamo studiando la possibilità di dipingere sulle arnie le cacche di gallina per tenere lontane le velutine. Ve la dico come me l'hanno raccontata, ma non me l'ha raccontata, diciamo, era un ricercatore belga che ha detto che in Belgio non stanno facendo questo. Comunque vi terrò informanti e all'interno di tutti gli alveari si chiama la cacca di galline. Vedete l'adesivo a forma di cacca di gallina? C'è una domanda anche per quanto riguarda la tecnologia. Se è stato valutato di usare quei microfoni per individuare il volo anche a grande distanza, e se è possibile mettere il biocida nel nido di velutina attraverso dei droni. Allora, prima il microfono. Allora no, questo microfono è un microfono molto sensibile. Abbiamo fatto, grazie a quella famoso Murales di cui vi parlavo, abbiamo conosciuto questo tecnico del suono che non c'entra niente con il microfono che ho fatto vedere, che non è riproducibile in quel senso, però lui studia i suoni ambientali usando amplificatori. Scusate, vado in una, se di velutina so poco, di suono non so niente, però lui mi spiegava che grazie a questi amplificatori riesce a amplificare i suoni dell'ambiente. Quindi abbiamo fatto prove sui nidi per vedere se con un microfono direzionale amplificato e così via si poteva diciamo scandagliare delle zone di alberi, delle zone di bosco e individuare quel rumore che usciva dal nido. Ho detto che non è possibile. Abbiamo fatto diverse prove e grazie alla collaborazione per questo qua. Quindi il microfono che hai visto no, altre forme di suono no, però ripeto, prove fatte così con un amico trovato insieme, quindi chissà. Per i droni sì, ci sono i droni che lanciano le fiamme, ci sono i droni che sparano l'anidride solfosa, però immaginatevi i castagni della Liguria, a volte non riesce ad arrivare all'asta a piedi, cioè, insomma, quindi sinceramente non lo so, ci vuole una capacità, poi anche una capacità di movimento, di gestione di queste attrezzature, tutto è fattibile. Ora stiamo sperimentando. Io 2 anni fa avevo avuto l'idea di utilizzare i fucili per i paintball, avvelenando le palline, avevo fatto anche le prove, funziona tutto molto bene. Il problema era avere le palline col veleno all'interno. Ora sembra che ci siano in commercio, vediamo, sì. Però capite che sono cose che non hanno molto senso, anche perché il problema vero è a chi interessa neutralizzare i nidi di velutina. Questa è la vera domanda, e chi è che è in grado di poterlo fare, e se riusciamo a mettere in piedi una sorta di monitoraggio, trappolaggio capillare nel territorio, e poi riusciamo ad arrivare all'autorizzazione di alcune
di alcuni metodi, forse anche cercare lì di neutralizzarli, che è veramente un'avventura, potrebbe essere non necessaria. Sì, volevo chiedere se è possibile avere ibridazione tra la Vespa Cabro e il Vellutina. Ibridazione? Sì, incroci tra... No, me lo manda da ignorante. Sono due specie diverse, specie diciamo, non sono interferenti. No, almeno, cioè, no. Per adesso. E i sottotipi come si sono formati? I sottotipi come si sono formati? I sottotipi come si sono formati? Sottospecie di Vellutina. Sì, certo, ma non dall'incrocio tra due specie diverse, ma sottospecie, tipologie diverse della stessa specie, Vespa vellutina, Nigritorax, oppure Vespa vellutina, adesso non mi ricordo come si chiamano le altre sottospecie, comunque attraverso sempre incroci tra specie, cioè tra la stessa specie, non tra specie diverse. Grazie. Siamo a mezzogiorno e mezzo, quindi se non ci sono altre domande io mi Dico fermerei. l'ultima io, se volete, sì. Che ho a cuore le mie api, ma ho a cuore anche la biodiversità. Quindi pensando alle catture con le trappole, farei attenzione all'uso e non vorrei ci fosse un abuso. Se si fa l'uso della trappola con un monitoraggio serio, cioè uno si prende l'impegno, fa la sua misurazione una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni controlla, eccetera, eccetera, ha senso. Se uno piazza le trappole lì tanto per metterle, va a catturarmi anche cose che magari starebbero bene invece dove erano. Giusto? Quindi esorto gli apicoltori, se volete impegnarvi nella cattura, fatelo, fatto bene, altrimenti lasciate stare che è meglio. Giusto? Sì? Sei anche tu un apicoltore, Certamente. quindi E poi tirare giù le trappole quando si è finito il monitoraggio. Esatto, che va da primavera e autunno. L'estate non serve assolutamente. Laura ha parlato di un periodo in cui è controproducente quasi le trappole. Tra l'altro si sta lavorando, ed è abbastanza concreta la questione, a una misura specifica che seleziona le regine di Vespa Crabro dalle regine di Vellutina. C'è una misura, adesso non mi ricordo qual è, però teoricamente, ammesso che vogliamo salvare le regine di Vespa Crabro, no, che va bene, è una cosa, sono d'accordissimo, anche dal punto di vista divulgativo questa possibilità ci può aiutare. Bene, io se non c'è il dottor Montinelli, scusate che poi chiudiamo. L'osservazione giusta che è stata appena fatta, di ricordare appunto i due periodi di utilizzo delle trappole che, come sono stati più volte ribaditi, e quella è il momento di utilizzarle, la primavera e l'autunno, non durante l'estate, perché durante l'estate si vedono volare davanti agli alveari, e poi non durante l'inverno, dove ovviamente la vellutina piuttosto che l'orientale, la crabra non ci sono, quindi sicuramente in quel periodo raccoglierebbero altri insetti che non facendo un danno, diciamo così. Quindi è importante ricordare questo corretto utilizzo. Bene, io vi ringrazio tutti, con i colleghi presidenti di Apimarca e l'APAT, penso che prepareremo, come anticipavo prima, una comunicazione a tutti gli apicoltori del Veneto e magari coinvolgendo anche i comuni di protezione civile proprio per sensibilizzare, come d'accordo anche con il Presidente del Consiglio regionale, tutti gli apicoltori e i cittadini su questo tema, proprio per arrivare preparati e non trovarsi ad affrontare la situazione che abbiamo visto in Liguria, che invece non hanno bisogno di fare il monitoraggio perché comunque ce n'è talmente tanta che non serve fare il monitoraggio. Meglio fare il monitoraggio ed evitare di avere l'eradicazione di questa specie invasiva. Grazie ancora, credo che oggi è stato un momento molto positivo per la
agricoltura, anche perché abbiamo dato un segnale, come si diceva prima, assieme le varie associazioni affrontano questo tema. Grazie ancora, grazie ai relatori e grazie all'Università per la disponibilità.